Buongiorno, vi chiedo di accomodarvi così possiamo iniziare questa mattinata. Ci sono i posti assegnati, quindi cercate il vostro posto in modo da poter iniziare in tempo questa nostra mattinata. Grazie, vi chiedo di accomodarvi, di abbassare il tono della voce così possiamo iniziare questa mattinata. Abbiamo tempi contingentati, quindi vi chiedo la cortesia di sedervi. Ci sono i posti assegnati, quindi se riuscite a trovare il vostro posto, accomodarvi, possiamo dare il via a questa mattinata, che ci vede tra l'altro in diretta nel portale autonomia.regione.veneto.it. Quindi vi chiedo di abbassare il tono della voce, così possiamo iniziare. Un buongiorno a tutti dunque e ben trovati a questa giornata così importante. Oggi è la prima giornata dell'autonomia verso la concreta attuazione della volontà popolare. Una giornata che arriva ricordando il 22 ottobre del 2017 quando oltre 2.200.000 veneti votarono e si recarono alle urne per il referendum consultivo sull'autonomia differenziata, il 98% dei voti favorevoli. Oggi Giunta e Consiglio regionale del Veneto hanno voluto fare il punto, istituire una giornata per mettere a confronto accademici addetti ai lavori per parlare di quella che è diventata legge a giugno di quest'anno. Le faremo appunto con molte autorità che si alterneranno sul palco oggi. Per iniziare però vi ricordo che siamo in diretta sul portale dove potete trovare tutte le informazioni sull'autonomia, compresi gli interventi di questa mattinata, autonomia.regione.veneto.it. In apertura una serie di saluti che vado a leggervi, in particolare quelli del Ministro Calderoli. Carissimi Presidente Zaia e Ciambetti, stimati professori, gentili intervenuti tutti, è con grande piacere che invio questo mio messaggio di saluto in occasione della prima celebrazione della Giornata dell'Autonomia. Con altrettanto dispiacere mi trovo costretto a non poter partecipare per via di impegni precedentemente assunti, ma ciò non impone
impedisce né a me né a voi di celebrare adeguatamente questa giornata. In questa stessa data di 7 anni fa l'esito del referendum consultivo in Veneto dava un forte segnale a tutto il Paese con un risultato inequivoco. Oltre il 98% dei cittadini che si erano recati alle urne esprimeva il proprio voto favorevole per l'attuazione dell'autonomia differenziata, impegnando così la Regione a chiedere l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si tratta di un percorso intrapreso, allora come oggi, nel pieno rispetto dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, che ora trova piena attuazione con l'entrata in vigore della legge numero 86 del 2024. Tale legge è solo un punto di partenza. Ci aspetta un cammino certamente impervio e non privo di insidie e ostacoli, che sta comunque procedendo con l'avvio dei negoziati tra il Governo e le 4 regioni, tra cui lo stesso Veneto, la Liguria, il Piemonte e la Lombardia, che hanno trasmesso gli atti di iniziativa per l'autonomia differenziata con riferimento alle materie non LEP, come previsto dalla legge. Come sapete, con riguardo alle materie LEP, la legge all'articolo 3 contiene una delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard. La legge in questo caso dispone che i negoziati potranno essere avviati solo dopo la determinazione dei LEP. Oggi è lecito celebrare non soltanto una legge che definisce un iter chiaro con il Parlamento e gli enti territoriali coinvolti per consentire alle regioni di ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ma soprattutto l'opportunità che l'autonomia porta con sé. Chi oggi, come noi, festeggia questo giorno vede nell'autonomia differenziata non la minaccia per l'unità del Paese, peraltro già caratterizzato da forti divari che sono il frutto del centralismo, ma l'opportunità di valorizzare finalmente i principi di responsabilità e trasparenza, con l'obiettivo di garantire servizi migliori. Da questo punto di vista, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei relativi costi e fabbisogni standard a cui stiamo lavorando incessantemente potrà costituire uno strumento per ridurre i divari territoriali. Questa è la grande sfida che oggi affrontiamo dopo oltre 20 anni d'attesa. Dobbiamo essere pienamente consapevoli, l'autonomia può essere la risposta alle sperequazioni strutturali di tutto il Paese e insieme lo strumento per aumentare l'efficienza dell'amministrazione pubblica e le prestazioni in favore dei cittadini. A noi spetta l'arduo compito di dare l'esempio e dimostrare con i fatti che quella intrapresa è la strada giusta. La Regione del Veneto è in prima linea per cogliere questa opportunità. Con il Presidente Zaia e la Regione tutta faremo e stiamo già facendo un ottimo lavoro. Roberto Calderoli. Ed ora una lettera dalla senatrice Casellati. Gentile Presidente, caro Luca, ti ringrazio molto per il cortese invito al convegno che si terrà in occasione della giornata dell'autonomia, nel quale si registrò un amplissimo consenso in favore appunto dell'autonomia nel 2017. L'evento assume una valenza particolare all'indomani dell'approvazione della legge sull'attuazione dell'autonomia differenziata prevista dall'articolo 116 della Costituzione, che consente alle regioni a statuto ordinario di acquisire forme e condizioni particolari di autonomia legislativa e amministrativa in una specifica serie di materie. Desidero manifestarti il mio apprezzamento per la scelta della Regione di istituire questa giornata. Sono da sempre infatti attenta e sensibile nei confronti delle tematiche legate al decentramento, all'autonomia, alla sussidiarietà e all'equilibrio nei rapporti tra i diversi livelli decisionali, perché ci riportano all'essenza stessa della vita democratica delle istituzioni. Rafforzare il loro contatto con i territori, con le loro esigenze primarie e le loro peculiarità, affinché possano operare per il bene comune al servizio esclusivo dei cittadini. È quindi con rammarico che debbo rappresentarti la mia impossibilità a partecipare in ragione di impegni istituzionali precedentemente assunti, ma auguro pieno successo al convegno e colgo l'occasione per inviarti i miei saluti più cordiali. Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ed ora una lettera dal senatore De Carlo. Egregio signor Presidente, ho ricevuto il suo cortese invito e la ringrazio di cuore e con immenso dispiacere non potrò essere presente a questo convegno in quanto in questi giorni sarò a Tirana per impegni istituzionali. Nonostante la mia assenza fisica, il mio pensiero è con voi. Pertanto le chiedo gentilmente di condividere questa mia riflessione con i presenti.
L'attuazione dell'autonomia differenziata non solo sarà una vittoria per la nostra regione, ma rimarcherà il trionfo degli ideali democratici sui quali si fonda la nostra Repubblica. 7 anni fa siamo stati chiamati alle urne e abbiamo lanciato un messaggio inequivocabile, un messaggio che, lo sottolineo con forza e con piacere, è stato unanime in tutto il nostro Veneto, a partire da Belluno, che in quell'occasione votò anche per l'autonomia provinciale e in particolare della mia Calalzo di Cadore, dove si registrò la più alta affluenza del bellunese e una delle più alte nel Veneto. Oggi, dopo una lunga battaglia combattuta a Roma, il traguardo è all'orizzonte. Una battaglia lunga 7 anni e che ha dovuto vedere l'avvento del governo Meloni per approdare in Parlamento e diventare finalmente quella legge che oggi celebriamo. I pochi che pienamente si ergono contro l'autonomia si scordano che è la nostra Costituzione a prevedere questo diritto. Una battaglia contro l'autonomia, peraltro, non è solo una battaglia contro il progresso, ma contro la Costituzione stessa. Non si tratta di una battaglia politica, ma partitica, poiché chi oggi si scaglia contro l'autonomia nel 2017 era in prima fila a chiedere ai nostri veneti di votare sì al referendum. Caro Presidente, cari veneti, la coerenza è sempre stato un nostro valore e deve esserlo per tutti e sempre in politica. L'attuazione dell'autonomia non è solo giusta, bensì necessaria. Le regioni, essendo più sensibili ai bisogni dei cittadini, sono in grado di ridurre gli sprechi e spendere in maniera più efficiente. Il principio cardine è quello della sussidiarietà. Se la regione può farlo meglio e con una spesa minore, non vince solo il Veneto, vince l'Italia intera. Quindi da Veneto con orgoglio sostengo la legge sull'autonomia, con la consapevolezza che beneficeremo di una sanità più efficiente e inclusiva, di un'istruzione migliore per i nostri figli, di maggiori tutele per i nostri lavoratori. Salutandovi e ringraziandovi per il tempo concessomi, ribadisco che sarò sempre in prima linea per combattere la falsità e la propaganda contro l'autonomia e per far rispettare il valore democratico di milioni di veneti. Senatore Luca De Carlo. E infine una lettera della segretaria generale della CGIL del Veneto, la dottoressa Tiziana Basso. Egregio Presidente, abbiamo ricevuto l'invito alla giornata di celebrazione dell'autonomia, invito che decliniamo per la nostra assoluta contrarietà alla proposta. Ci sembra utile sottolineare che l'autonomia differenziata, così come è stata richiesta dalla Regione Veneto, con 23 materie esclusive e più di 500 funzioni, tra cui istruzione, sanità, ambiente e infrastrutture, accentuerebbe le disuguaglianze all'interno del nostro stesso territorio, minerebbe il concetto stesso di sussidiarietà in nome di un effettivo centralismo regionale, metterebbe a rischio i contratti nazionali, frammentando regole e tutele e creando una competizione a ribasso che porterebbe ai lavoratori e lavoratrici veneti ancora più incertezza e instabilità. E questo è esattamente il contrario di quello di cui abbiamo bisogno. Incremento dei salari, maggiore tutela per la salute e la sicurezza, stop alla precarietà. Evitiamo quindi fughe in avanti, come questa giornata di celebrazione, anche nel rispetto di quel 1.300.000 persone che hanno firmato per indire il referendum abrogativo sull'autonomia indifferenziata. Le celebrazioni in pompa magna non ci interessano, piuttosto ribadiamo la nostra disponibilità a discutere sul merito, partendo da un'analisi degli effetti concreti che questa proposta avrà sul nostro territorio, al netto degli slogan e delle mistificazioni. Tiziana Basso. E con questo possiamo aprire la mattinata di oggi e voglio chiamare qui sul palco con noi il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, che appunto ha voluto fermamente questa giornata. Veramente un buongiorno a tutti, gentili signori, cari colleghi, autorità. C'è chi dice che oggi è assurdo celebrare una cosa che non esiste, affermazione gratuita e soprattutto sostanzialmente sbagliata se parliamo di autonomia. La giornata dell'autonomia che celebriamo in questo giorno fortemente simbolico ed in questo spazio così emblematico non è un esercizio accademico di studiosi del diritto costituzionale, non è una flebile speranza, ma è un concreto processo in itinere grazie ad un governo che sta attuando il dettato costituzionale con un confronto serio e noi speriamo il più celere possibile, con quelle regioni che hanno deciso di intraprendere questo cammino, un cammino in cui il Veneto è stato parte decisiva nell'indicare il percorso democratico, trasparente, nel pieno solco della legalità e tradizione delle democrazie liberali europee.
Il Veneto ha fatto da apripista con un referendum che ha finalmente smosso questa parte della Costituzione, ma devo dire che già nel 2012 col progetto di legge statale, il numero 16 varato dal Presidente Zaia e dalla sua giunta, si era già iniziato a tracciare questo percorso. Peraltro l'autonomia è elemento chiave dell'identità, cultura e sentimento del popolo veneto, che è espressa nella quotidianità, nel lavoro come nella vita sociale, dove il cittadino e la famiglia non attendono l'aiuto risolutivo di soggetti esterni, non pretendono pensioni o redditi di cittadinanza, ma davanti alle difficoltà i veneti si danno da fare, cercano soluzioni, stabiliscono priorità nella spesa. Ed altrettanto fanno le comunità locali, i paesi, città ed i territori, applicando così nel vivere quotidiano quella sussidiarietà che è il principio fondamentale delle democrazie moderne e della stessa Carta Costituzionale europea. Questo modus vivendi, questo modello di pensiero lo ritroviamo anche negli istituti democratici nella pubblica amministrazione. Un caso esemplare e attuale è stato il piano di interventi voluto dal Presidente Zaia per limitare i danni delle periodiche alluvioni. Si sono concentrate le risorse disponibili, si sono cercati fondi, si è messo in sicurezza il territorio, il tutto senza aumentare tasse ai cittadini. Certo, abbiamo dovuto tagliare le spese in alcuni comparti, ma non abbiamo sacrificato i campi principali del nostro agire, ad iniziare dalla tutela della salute pubblica. Ed i risultati proprio in questi giorni si sono visti, ripeto, senza mai aumentare le tasse. L'autonomia può essere declinata in diversi modi e portare più o meno benefici per tutti, a seconda del governo degli uomini che la attuano. Chi può contestare gli amici tirolesi, trentini e friulani per la loro gestione dell'autonomia? L'autonomia è cattiva solo quando è spreco. Abbiamo sentito dire di tutto e di più contro l'autonomia, con temi che sono gli stessi usati da Francesco Saverio Nitti nella Costituente, e già allora demoliti con chiarezza da Emilio Lussu. Sergio Romano, già ambasciatore a Mosca e grande intellettuale negli anni 90, spiegò i motivi dell'avversione all'autonomia in Italia. La verità, scrisse Romano sulle colonne del Corriere della Sera, è che la classe politica nazionale sa perfettamente che l'autentica autonomia di alcune importanti regioni la priverebbe di gran parte della sua autorità. Esiste una nomenclatura politica, amministrativa, economica e sindacale per cui l'Italia deve restare una e indivisibile. Per coloro che ne fanno parte non è soltanto una patria, è anche un grande collegio elettorale, un serbatoio di voti, un datore di lavoro, la ragione sociale del loro mestiere. Questo Sergio Romano sul Corriere della Sera negli anni 90. L'autonomia rimane un tratto caratteristico del popolo veneto per fondati motivi storici. Questa è la terra di Marsilio da Padova e poi della Repubblica di Venezia, che per secoli fu lo Stato di diritto con proprie magistrature, leggi, per prima con politiche di tutela della salute pubblica, esempio non caso ammirato persino da Alessandro Manzoni. Non è un caso se qui nacquero e operarono federalisti di grande intelligenza e cultura, dal mazziniano garibaldino Alberto Mario fino a Silvio Trentin, straordinaria figura di democratico socialista. Non c'è solo la storia, c'è la convinzione tra i cittadini che l'autonomia e la sussidiarietà siano le chiavi per una miglior organizzazione e gestione di uno Stato moderno, chiamato a competere su scala internazionale. La nostra non è l'autonomia dei ricchi contro i poveri, l'autonomia non è contro nessuno, casomai è per chi vuole affrontare la difficile strada della responsabilità, perché essere autonomi non significa essere egoisti o venir meno ai propri doveri di solidarietà verso i più poveri, verso chi ha veramente bisogno. Non possiamo però accettare un livellamento verso il basso dei servizi, proprio il contrario di quello che abbiamo sentito nell'ultima lettera. Non possiamo pensare che per limitare la possibilità di governare meglio i nostri territori si debba frenare chi amministra bene il proprio territorio. Non siamo neanche contro l'Italia. Tutte le guerre risorgimentali sono state combattute nei nostri territori, come pure sulle nostre montagne e sui nostri sacri fiumi si combatterono aspramente la prima e la seconda guerra mondiale. Qui si fece la resistenza e noi siamo gli eredi anche di queste pagine di storia che non dimentichiamo, perché qui si combatté soprattutto e sempre per la libertà.
Noi sappiamo che l'autonomia è senso di responsabilità, è esercizio democratico. Essa pretende sacrificio e intelligenza, trasparenza e onestà intellettuale. Questa, secondo me, può anche essere definita giornata della verità, dopo aver sentito per mesi e mesi le bugie più grandi che vedo spesso in rassegna stampa. Un ringraziamento ai giovani che hanno pensato a questa legge e al collega Zecchinato, a tutti quanti quelli che l'hanno sottoscritta e portata avanti. L'autonomia chiede che ciascuno di noi si impegni, contrariamente al motto d'Annunziano fatto proprio e storpiato dal fascismo che in modo arrogante proclamava "me ne frego", autonomia significa io mi impegno, mi interesso, io ci tengo. Grazie e buona giornata di lavoro a tutti. Grazie al Presidente Roberto Ciambetti e allora voglio invitare adesso sul palco con noi Renato Mason, segretario della CGA di Mestre, ci parlerà dei numeri della finanza pubblica, territori a confronto. Grazie e buongiorno a tutti. 2 o 3 considerazioni iniziali, perché poi i numeri li avete in cartellina e dovremo guardarli un po' lentamente uno a uno dentro il tempo che mi è stato concesso. La nostra impostazione è un'impostazione non ideologica, ma molto pragmatica, cioè si parte da una considerazione, da un esame, da una valutazione della situazione attuale e si cerca di capire se ci sono strade migliori per superare la situazione attuale, che porta a dire che la richiesta di autonomia differenziata o maggiore autonomia, chiamiamola quello che vogliamo, io la chiamo autonomia differenziata, ha 2 caratteristiche. Primo, è una richiesta per necessità, perché la inefficienza diffusa, le disuguaglianze forti che ci sono dentro la nostra Italia, fra i vari territori, portano a dire che questa situazione attuale non risponde alle esigenze di una valorizzazione, di una tutela, di un rispetto di ogni cittadino italiano, perché le differenze, le disuguaglianze sono troppo vistose e vedremo poi alcuni numeri. 2. È una scelta strategica. Sì, è una scelta strategica perché abbiamo la presunzione, consentitemi di dire abbiamo, perché siamo in tanti, abbiamo la presunzione di pensare, di illuderci che una maggiore autonomia nella gestione della cosa pubblica significa una maggiore responsabilizzazione, significa rispondere ai cittadini che ci votano o ci hanno votato, e cioè che i cittadini, se le cose vanno bene, ci riconfermano, se le cose vanno male, ci mandano a casa giustamente e legittimamente. Per questo è una scelta strategica, perché dobbiamo rispondere di più. Secondo motivo per cui è una scelta strategica: abbiamo la presunzione, con le stesse risorse, lo sottolineo 3 volte, con le stesse risorse economiche, di proporre, di dare al cittadino un servizio migliore o maggiori servizi. Questa è la presunzione che abbiamo noi. Quindi, se la nostra impostazione non ideologica parte dal dire che per necessità e per scelta strategica scegliamo, proponiamo, chiediamo una autonomia differenziata, risponde a una situazione molto puntuale e molto precisa. Peraltro i saluti del Ministro Calderoli richiamano alcuni di questi concetti. Secondo punto velocissimo, attenti, lo dico a esperti, lo dico a chi vive questo mondo con questo obiettivo di autonomia differenziata. Ci sono almeno 3 definiamole parole, sono concetti, almeno 3 parole a quali dobbiamo prestare la massima attenzione per non cadere in una strumentalizzazione frenante di ogni riforma. Primo, il centralismo. Secondo, i LEP. Terzo, il divario nord-sud, pensando che il problema o la questione politica forte dell'Italia sia la questione meridionale. Noi da tempo come CGA di Mestre insistiamo, non siamo i soli per fortuna, insistiamo che se c'è una questione meridionale altrettanto c'è clamorosa una questione settentrionale, e credo che i dati economici, che non cito, non entro nel merito, anche di questi ultimi mesi lo confermino. Detto questo, che è una premessa, perché ho 15 minuti, una premessa, le slide che avete in cartellina, che non possiamo proiettare, sostanzialmente riguardano 4 parti. Dico solo i titoli, poi le vediamo una a una. Primo, la situazione del decentramento in Italia. Ho detto prima, attenzione al centralismo.
2. La mappa della spesa pubblica territoriale nei vari territori italiani. Terzo, quanto spende lo Stato nel Veneto, con un focus particolare al tema del personale. Ci sarebbero tanti altri focus, sapete, ma ci concentriamo su quello del personale perché è quello più immediatamente comprensibile, passatemi questo termine. Concludendo poi il mio intervento con alcune considerazioni che leggerò, quindi sarò molto, molto veloce. Quindi vi invito, per chi ce l'ha, spero ce l'abbiano tutti, a seguirmi sulla slide che avete al vostro interno. Sono già alla slide numero 3. Laddove è evidenziato come da alcuni anni è in atto un riaccentramento della spesa rispetto dal territorio, torna un riaccentramento allo Stato centrale. Come vedete, le pubbliche amministrazioni in Italia spendono, a sinistra della slide, spendono totalmente 1.083 miliardi. Di questi 83 vanno per gli interessi, il resto sono 330 le amministrazioni centrali, 268 le amministrazioni locali, 402 gli enti di previdenza. Perché richiamo questi numeri? Perché poi li vedrete a destra e capiremo immediatamente perché. Questa slide dimostra che al netto di previdenza e interessi, cioè dei 402 e degli 83, nel 2022 il 44,8% della spesa pubblica, non dello Stato, della spesa pubblica, è imputabile alle amministrazioni locali. 20 anni fa questa quota era del 56%. A destra, vedete, nei vari anni, dal 2002 al 2022, la parte rossa è la parte di competenza delle amministrazioni locali, la parte azzurra di competenza dello Stato centrale. Bene, vedete che dal 56 le amministrazioni locali scendono nel 2022, in 20 anni, al 44,8%. Attenti, è in atto un riaccentramento. Evidentemente non vado a illustrare anno per anno, cito il 2002 e il 2022. Nella slide successiva, interessante, vedete che nei paesi federali la quota di spesa locale risulta maggiore. E qui sono citati 5 paesi su 10, abbiamo preso 10, potevamo prenderne 20, ma per brevità ci fermiamo ai 10 paesi. Abbiamo preso in esame 5 paesi dove c'è un sistema federale e 5 paesi in cui non c'è un sistema federale, come dire, organizzato come gli altri. I 5 paesi federali sono la Svizzera, il Belgio, la Spagna, la Germania e l'Austria. Gli altri sono quelli, definiamoli per comodità, per capirci al volo, quelli non federali. E vedete che la spesa delle amministrazioni locali, il dato è del 2022, l'ultimo dato disponibile, la spesa delle amministrazioni locali negli stati federali, Svizzera, Belgio, Spagna, Germania, vedete che va oltre il 67%, va diciamo dal 70% in su, per comodità diciamo il 70% in su, salvo l'Austria che è un po' più bassa. Mentre nei paesi non federali la spesa delle amministrazioni locali percentualmente è di gran lunga inferiore. Cosa significa questo? È la conferma uso il termine allarme, dell'allarme che abbiamo lanciato all'inizio. Attenti, è in atto un riaccentramento della spesa. Nelle slide successive la mappa della spesa pubblica territoriale. La dimensione dell'intervento pubblico in Veneto, cioè quanto la pubblica amministrazione spende in Veneto. C'è una cifra alta, come vedete, 57 miliardi, ed è la spesa pubblica nel Veneto. Questa spesa è la media degli anni 2019 e 2021. Perché si è preso una media e non l'ultimo anno? Perché l'ultimo anno utile sarebbe stato il 2021 con tutte le conseguenze che sapete, Covid e dintorni, quindi sarebbero stati dati non puntuali, non precisi, puntualissimi, ma che non danno il trend, il senso del trend dello sviluppo della dimensione dell'intervento pubblico nel Veneto. E se andiamo a guardare la spesa in conto capitale sulla sinistra della vostra slide, nella torta, la spesa in conto capitale è del 12,7%, mentre la spesa corrente è dell'87,3%.
A destra abbiamo un'altra cosa importante su cui richiamo la vostra attenzione perché poi ce lo ritroveremo anche più avanti. Vedete che le amministrazioni centrali spendono nel Veneto il 25,5%, le amministrazioni locali il 28,8%, la previdenza il 45,7% di enti di previdenza. Attenti perché poi ci ritroviamo su questo. Nella slide successiva, la numero 7, abbiamo la spesa pubblica in Veneto che è pari a 11.770 euro per abitante. Anche qui guardate che abbiamo sempre preso 3 anni, abbiamo fatto la media per ovvi motivi, scusate se sottolineo questo aspetto, perché qualcuno dice ah ma no, l'anno così è andato diverso. Ecco, noi prendiamo una media per essere un po' più credibili nel studiare, nell'analizzare il trend. Vedete che partiamo. Io per comodità salto la Val d'Aosta perché è così piccola che rischia di non esserci un confronto serio. Salto anche il Lazio per ovvi motivi perché c'è Roma Capitale, quindi sono messi per serietà, come dire, di analisi, ma non prendiamoli in considerazione se vogliamo essere seri. Ma poi vedete che la media italiana è 12.696 euro per abitante all'anno, il Veneto è 11.770. Dietro di noi Puglia, Sicilia, Calabria e Campania. Allora la domanda legittima è, mamma mia, allora hanno ragione nel dire che da loro la spesa pubblica è inferiore che nel Veneto? Ecco perché prima vi ho richiamato sulla previdenza. Andiamo a vedere la slide successiva. La slide successiva dice, escludendo la spesa per la previdenza. Perché escludere la spesa sulla previdenza? Perché sapete che la spesa per la previdenza è un contributo che ogni cittadino che ha lavorato del Veneto, come quello della Calabria, come quello della Sicilia, che ha lavorato, versa agli enti di previdenza e poi viene restituito in erogazione pensionistica o altro tipo di erogazione. Quindi per questo noi abbiamo detto, se vogliamo essere seri, dobbiamo togliere tutta la parte previdenziale e se togliamo la parte previdenziale, avete visto prima i numeri, li avete sotto mano se volete riguardarli, vedete che la media italiana scende a 7.439, 7.500 euro all'anno, ma guardate cosa succede. Lombardia, Veneto, Lombardia, Piemonte sono gli ultimi, il Veneto è l'ultimo. Cioè se noi togliamo la spesa previdenziale, passatemi un termine adesso giornalisticamente utile ma forse non molto serio dal punto di vista statistico, se noi togliamo quello che abbiamo dato, perché abbiamo dato i contributi, ci troviamo con 6.391 euro riconosciuti al Veneto, spese della spesa pubblica, nella spesa dello Stato nel Veneto, 6.391 euro. Facciamo il confronto con le altre regioni, sono tutte più alte, siamo la più bassa. Quindi, escludendo la spesa per la previdenza, il Veneto è ultimo come intervento della spesa pubblica per abitante. Andiamo a un altro parametro, è la slide successiva, la 9. L'altro parametro che abbiamo preso in considerazione, che è utile nei ragionamenti, anche nei ragionamenti di polemica, usiamo, passatemi questo termine, o di confronto con le altre posizioni che emergono nel dibattito sulla autonomia sì, differenziata sì, autonomia differenziata no. Al sud la spesa pubblica sfiora il 60% del PIL, perché altro elemento importante, se viene speso tanto ma produco tantissimo, beh la percentuale regge, ma se spendo tanto e produco poco, cioè ho un PIL basso, evidentemente il peso è diverso e quindi la valutazione politica, con la P maiuscola, la valutazione politica ovviamente non può che essere diversa. Vedete che al nord la spesa pubblica sfiora, è intorno al 36,4% del PIL, sale al 59, 58,9, 60%, facciamo conto tondo così ci resta nella nostra memoria, il 60% al sud. Il Veneto è al 35,7%, cioè la spesa pubblica nel Veneto vale il 35,7% del PIL a confronto di un 58, 59, 60% del sud. Questo è un elemento importante per chi vuole fare programmazione per la crescita del Paese. Alla slide successiva, la spesa pubblica in Veneto non arriva al 20% del PIL togliendo le pensioni. Abbiamo fatto lo stesso ragionamento. Se io tolgo la previdenza, pensate che nel Veneto la spesa pubblica non supera il 20% del PIL.
cioè siamo la regione, il territorio, la regione con la percentuale più bassa di rapporto fra spesa pubblica e PIL. Terza parte, quanto spende lo Stato in Veneto? Sono alla slide numero 12, quindi resto dentro i tempi. La spesa dello Stato centrale nel territorio veneto è pari, anche qui sempre media 20-22, è pari a 18 miliardi,16 milioni. È il centro, la cifra al centro della torta che vedete, dove il 50% è sotto la voce relazioni con le autonomie locali, 9 miliardi e 16 milioni. Dentro qui ci sono i trasferimenti del fondo sanitario, trasferimenti statali agli enti locali. Attenti, come mai uno dice 9 miliardi quando solo la sanità nel Veneto vale 10 miliardi abbondanti? La risposta è immediata. Dentro questa voce dei 9 miliardi, dove la sanità pesa per 5 miliardi e rotti, c'è la quota sanitaria per 5 miliardi. Attenti, non c'è l'IRAP e non c'è l'addizionale IRPEF, quella cosiddetta obbligatoria, cioè l'1,23% che è imposta dallo Stato in tutte le regioni e quindi a tutti i cittadini, che non è la scelta di IRPEF aggiuntiva, addizionale IRPEF, che nel Veneto abbiamo finora sempre rifiutato, almeno sotto la direzione della giunta del Presidente Zaia. Qui vedete la distinzione per le varie voci, quindi relazioni alle autonomie locali, istruzione 3 miliardi e 3, infrastrutture e trasporti 1 miliardo e mezzo, 1 miliardo 560, e poi le altre missioni, il 22,8%, tutte le altre missioni. Le avete sotto mano, quindi non dico una cifra in più. Questo è per capire quanto lo Stato centrale investe, spende nel nostro Veneto. Veneto al penultimo posto della graduatoria della spesa statale. Qui abbiamo l'elenco di tutte le regioni a statuto ordinario, le RSO, regioni a statuto ordinario. Anche qui vi invito a tagliare fuori il Lazio per ovvi motivi, che è quella su cui c'è una maggiore spesa dello Stato, ma abbiamo Roma Capitale, quindi saltatelo, il primo, ma però è messo per serietà professionale. Vedete che il Veneto è penultimo, ultima è la Lombardia. Guardate che le ultime 3 regioni, cioè la graduatoria della spesa statale nel territorio regionale, sono la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna. Non a caso all'inizio si era partiti Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, chi in un modo, chi in un altro. Queste erano le 3 regioni che sono partite, perché sono partite da dei dati pragmatici, non da scelte ideologiche, perché ideologicamente poi abbiamo visto cosa è successo o cosa sta per succedere. Mi avvio verso le ultime 2 slide, molto veloci. Su 13 missioni, su 16 missioni della spesa statale, la spesa dello Stato è divisa in 16 missioni, su 13 il Veneto è inferiore alla media italiana. È superiore nelle parti in rosso che vedete, quindi infrastrutture e trasporti. Guardate che è sopra di 18 milioni su 300 erotti, quindi non è sopra di 18 miliardi su non so cosa. Sul lavoro 3 milioni in più rispetto ai 47 su 44 e dei beni culturali perfino 1 milione in più della media italiana. La slide successiva, ed è la penultima, la slide successiva vedete un focus sul personale dipendente delle regioni. Guardate che qui potremmo andare ben oltre con tantissimi altri focus. No, abbiamo messo questo per comodità. Guardate che vedete il valore assoluto, poi nella colonna successiva il personale ogni 10.000 abitanti. Vedete che il Veneto ha 5,5 personale dipendente della regione ogni 10.000 abitanti e andiamo fino prendiamo una regione importante, fino ai 15 delle Marche, fino ai 11,1 della Calabria, eccetera. Finite le slide. 4 considerazioni, che qui solo i titoli, non vado oltre. Il segnale mi è già stato dato e chiedo scusa se sto sforando di qualche minuto. Noi abbiamo fatto delle considerazioni. Possono avere il valore politico e non scientifico? No, sono considerazioni che nascono dai dati. Poi uno le può condividere o non condividere. Noi le condividiamo, evidentemente. Primo, l'autonomia differenziata non incide sulla sostenibilità dei conti pubblici. È stato detto in tutte le salse. Probabilmente non è stato capito, probabilmente non riusciamo a spiegarlo noi, o non riesce a spiegarlo Calderoli o il governo attuale. No, non comporta
non crea problemi alla sostenibilità dei conti pubblici. 2. L'attuazione dell'autonomia differenziata cambia il soggetto decisore. Io mi permetto di dire che cambia il soggetto decisore nelle funzioni, nelle materie, e cambia il soggetto gestore. Questo è importante, cioè maggiore responsabilità. Grazie alla buona capacità amministrativa terzo del Veneto noi siamo in grado di fare meglio, lo diciamo, abbiamo una presunzione, lasciateci che abbiamo un po' di presunzione, anche un po' di, come dire, di obiettivo da raggiungere, un po' di orgoglio. Quarto, e chiudo, l'autonomia fa bene l'economia. Questo è dimostrato, mi dispiace non aver messo queste slide, ma in altre occasioni le abbiamo presentate. Dove c'è più autonomia c'è maggiore crescita. Questo è dimostrato dai dati, non dalle scelte politiche, dai dati, e su questo noi evidentemente ci crediamo e facciamo il nostro lavoro. Vi chiedo scusa se sono stato sforato di qualche minuto, grazie comunque dell'attenzione. Grazie a Renato Masona, segretario della CGIA di Mestre. Autonomia anche rispetto dei tempi, quindi è per questo che sorridiamo, ma cerchiamo di stare veramente nei tempi per chiudere correttamente. A questo proposito facciamo appunto una riflessione, la facciamo con il professor Mario Bertolissi, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Padova, che ci parlerà dell'autonomia differenziata che unisce e non divide. Farà un discorso proprio intorno alla legge Calderoli. A lei, professore, la parola. Ringrazio chi mi ha invitato. Contrariamente a quello che faccio di solito, cioè di parlare senza leggere, questa volta, in ragione dei tempi e in ragione anche del fatto che non mi voglio dimenticare nulla di ciò che mi sono appuntato, seguirò pedissequamente gli appunti che mi sono dato. Per evitare che qualcuno mi dica che sto parlando di questioni importanti, ma che ci troviamo di fronte a ben altro, e cioè a guerre, alluvioni, a esplosioni di ricchezze e di povertà, vi dico che io parlo avendo in mente anche queste situazioni gravi. Quindi il discorso che segue è un discorso meditato. L'autonomia differenziata unisce e non divide, potrebbe sembrare una provocazione. Non è affatto una provocazione, perché credo che sia innegabile che l'Italia è molteplice, quindi noi abbiamo una sola possibilità, ex pluribus unum, non viceversa. E quindi ho già respinto anche l'obiezione eventuale che uno può porre quando si intraprende questo discorso. Come ho cercato di riflettere, non solo per così prospettarvi le cose che dico, ma vorrei dire da sempre per la forma mentis che ho. Ma qui ve la rendo in questo modo. Tocqueville, scrivendo nella sua piena maturità l'antico regime e la rivoluzione, dopo aver scritto La democrazia di America ed aver girato in lungo e largo l'America, e avendo tra le mani storie della rivoluzione francese che erano già dei classici allora, diceva così: non è una storia delle rivoluzioni quello che io voglio scrivere, ma uno studio su questa rivoluzione, che è una cosa completamente diversa. Un conto è raccontare le storie dell'autonomia e delle vicende istituzionali, un conto è riflettere su che cosa rappresenta. Io mi sono proposto, aggiungeva poco oltre, di penetrare fino al cuore di questo antico regime e, come dire, mi pongo dal punto di vista di ciò che rappresenta e del valore che è. Nel secolo scorso i regimi autoritari la prima cosa che hanno fatto, hanno privato il singolo delle libertà personali e nel medesimo tempo, nel medesimo giorno, hanno soppresso le autonomie locali. Non sarà un caso. Ecco, io penso che si debba sempre tenere presente quando si discute di questa questione, perché è un giocattolino che ha le sue esigenze. Parole assenti da ogni dibattito. Io sono un pedante per cui ogni giorno controllo. Queste parole non compaiono mai.
storia, geografia, classe dirigente, capitale umano, capacità amministrativa, buon governo, buona amministrazione, responsabilità. Alzi la mano che è in grado di dirmi che quando si discetta si è trovato di fronte a qualcuna di queste parole. Tant'è vero che, posso dire al mio amico carissimo, ma amicus Plato sed magis amica veritas, quando ho letto l'intervista o se volete il confronto, il discorso che c'è stato tra il presidente della Regione Veneto e il professor Giovanni Maria Flick, io mi sono segnato quali sono le preoccupazioni del carissimo amico, ma questo non importa niente, professor Flick. Dice: ignorata la problematica delle città. Vabbè, è un'altra cosa. Contrapposizione polemica con la CEI. Io l'ho anche scritto, prima di parlare bisogna studiare. Terzo, i costi. Non sono un problema, come vi accennerò tra un istante. La conclusione: la legge Calderoli cambia l'assetto costituzionale del Paese. Mi sono detto, ma vuoi vedere che il testo che ho io non è il testo che leggono gli altri? Vado a farmi una verifica, tiratemi fuori di nuovo il testo dalla Gazzetta Ufficiale perché io non capisco nulla. Ma adesso faccio un passo indietro. Correva l'anno 2017, fine di agosto. Questo è l'esordio di un articolo che ho scritto il 31 di agosto, è uscito sul Mattino e sull'altra serie di quotidiani locali, appunto il 31 agosto. Comincia così. Lignano Pineta, 21 agosto 2017. In una ferramenta. Dialogo tra il venditore e una cliente. Cliente: ma quanto costa? Venditore: vedrà, a settembre costerà molto di più. Cliente: perché? Una signora, Venditore: perché continuano a rubare e noi dobbiamo pagare. Cliente: ma noi a settembre a Padova abbiamo il referendum. Ho capito che era padovana. E dopo, vabbè, ottobre, settembre. Ma comunque sia. Ma noi a settembre a Padova abbiamo il referendum. Venditore: a Padova c'è una sola cosa seria, il santo. Cliente: sì, ma a Roma sapranno come la pensiamo. Venditore: signora, loro se ne fregano. Mi spiace, ma questo pezzetto, perché mi hanno abituato a rincorrere la sapienza popolare piuttosto che la sapienza dei miei colleghi, dai quali di solito imparo molto poco, perché scrivono libri di libri o articoli di articoli. Sono come i giornalisti che non fanno mai le inchieste e vanno per strada, ma stanno dietro il computer, per cui oggi abbiamo ormai da decenni i giornali di giornali, no? Giusto? È così. I risultati del referendum ve li hanno già detti e voi li sapete. Chi aveva ragione? L'uomo della ferramenta. Signora, loro se ne fregano. Non ci sono dubbi, è incontestabile. Sono passati 7 anni. A che cosa? Di che cosa si disinteressano? Ecco qual è il punto. Del pluralismo e dell'autonomia. Allora la questione diventa un poco più seria. E io a questo punto, ieri, per parlare, mi sono fatto delle domande alle quali do delle risposte, pensando di parlare a chi durante il giorno lavora, fa altro e ha altri pensieri. In che cosa consiste? Consiste in una possibilità, è data in teoria, dico a ciascuna delle 15 regioni ordinarie, in teoria, la quale, ciascuna regione, può chiedere allo Stato di ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, cioè 23 materie. Prende l'iniziativa, tratta con lo Stato, stipula uno o più intese che debbono essere approvate dalle Camere a maggioranza assoluta. È una facoltà di tutte e 15 le regioni ordinarie? Una facoltà, non un dovere. In teoria, dico, sì, in pratica no. Infatti è necessario distinguere regione da regione considerando le caratteristiche di ciascuna. La Lombardia ha un vasto territorio e circa 10 milioni di abitanti, il Veneto, occhio croce, è la metà, il Molise ha un territorio circoscritto all'incirca 300.000 abitanti. Che cosa significa che una regione deve essere interessata? Perché nel 116 terzo comma si usa proprio questa espressione 2 volte.
Di per sé, per quanto importanti, non sono decisivi territorio e popolazione. È indispensabile che una regione dimostri di avere un interesse oggettivo, provato dai fatti, preciso e non generico, documentato, non farlocco, vale a dire non costruito a tavolino a parole. Esiste qualche esempio? C'è un esempio su tutti ed è il più importante, riguarda il Veneto. Il Veneto ha una storia attraversata dal pluralismo e dall'autonomia. Venezia, la Serenissima dalla vita più che millenaria, è stata ammirata nel mondo per la sua forma di governo, una combinazione mirabile di popolo e aristocrazia, retta dalla separazione dei poteri, indipendente da tutto e da tutti, a cominciare dalla Chiesa dell'Inquisizione. Terra di Fra Paolo Sarpi e del pisano Galileo Galilei. Vi ricordo che Marsilio da Padova, Machiavelli e la storia di Venezia era non nota, arcinota ai costituenti di Filadelfia, quella cinquantina di rappresentanti degli stati che hanno scritto il testo della Costituzione. E un incontro dialogato con il giudice costituzionale della Corte Suprema Federale degli Stati Uniti, Gorsuch, a Padova, in aula E, ricordo che io, parlando, mi ero dimenticato di Marsilio da Padova. È stato lui che mi ha ripreso e mi ha detto «E anche Marsilio da Padova». Lo dico una battuta, l'inventore della laicità o della separazione tra religione e politica. Non a caso ha dovuto andarsene. Mentre i costituenti italiani, chi avevano sul banco, per così dire, i grandi maestri della giuspubblicistica tedesca, hegeliani, e per quanto riguarda l'altro versante del diritto pubblico, il diritto amministrativo, il pensiero giacobino tradottosi nel diritto amministrativo francese. Quindi due assolutismi, due incapacità di pensare il plurale. Voi dovete capire che tutto questo è transitato attraverso l'insegnamento universitario, la formazione della cultura giuridica, in quel che si apprende e si insegna. Quindi io quando mi capita di parlare con qualcuno di costoro, mi rendo conto che non ci capiamo. Perché? Perché è sempre questione di storia e di geografia. C'è qualcosa che non si deve dimenticare. Per capire come stanno le cose è sufficiente richiamare alla memoria qualche dato di fatto. Il Veneto, unica regione d'Italia, confina con due regioni speciali, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige. Chi vive e lavora in Veneto non gode dei vantaggi di chi risiede in questi due territori vicini. Significa disporre di minori competenze, minori risorse finanziarie, di minori prestazioni e servizi da parte di cittadini e imprese. Non a caso il comune di Sappada è passato al Friuli Venezia Giulia, mentre oltre 30 comuni vorrebbero lasciare il Veneto. È una situazione sostenibile? Le ragioni di malessere vanno rimosse o si deve lasciare tutto com'è? Queste sono le ragioni oggettive, non quelle costruite, cosa volete che sia, scribacchiando qualche cosa su un foglio. Si può rimediare a questo discutibile e ingiusto stato delle cose? Il rimedio sta nel chiedere, come il Veneto ha fatto, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Il timone va tenuto ben fermo nel perseguire due essenziali obiettivi previsti dall'articolo 97 della Costituzione, per citare sempre articoli: il buon governo e la buona amministrazione. Non rappresentano miti, ma il risultato di azioni concrete che debbono fare i conti con quel che c'è, a cominciare dalla quantità di risorse disponibili. Nelle classifiche nazionali la regione del Veneto da sempre si colloca tra le prime, a cominciare dai livelli essenziali di assistenza, cioè i LEA, vale a dire dalla qualità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Si vorrebbe che fosse migliore, che non decadesse. L'autonomia differenziata serve a questo e potrebbe valere anche, lo sottolineo, per l'istruzione, caratterizzata da sempre da disservizi che si toccano con mano ad ogni inizio di anno scolastico. A proposito delle statistiche, voi sapete che, magari taglio altro ma questo ve la rifilo, voi sapete che c'è una netta discrasia, non tornano i conti, tra i test invalsi e i centini. Allora io direi, non valgono i test invalsi, giusto? Perché
valgono i centini, perché lì è la prova della preparazione, che sono numerosissimi al sud e invece Lombardia e Veneto siamo in coda. Allora ne deduco che bisognerebbe intervenire per riequilibrare la situazione erogando risorse a favore del nord e non del sud. Non è avete capito cosa voglio dire? Voglio dire che bisogna ragionare, non dare ai numeri come quando si pensa di giocare al lotto. E bisogna soprattutto stare attenti quando si fanno le affermazioni, perché esiste ancora qualcuno circolante che è dotato della capacità di riflessione critica e dice a naso, a orecchio, non mi tornano i conti. Avete capito? Ecco, queste sono delle considerazioni taglio. E dico così, si può identificare e definire attraverso una parola solo quel che la Regione del Veneto si è ripromessa di fare. Ho tirato fuori la parola responsabilità perché alcuni anni fa, scrivendo un saggio, avevo notato che se mi imbatterò nella parola responsabilità declinata in modo appropriato, penserò in questo Paese che mi sono sbagliato, cioè che è un neologismo, perché in realtà è una parola che non si utilizza mai. In questo dibattito mai. È scomparsa dal radar come classe dirigente, capitale umano e via di questo passo. Perché? Perché questi sono i nervi scoperti. Ho anche ricordato che se fosse vero che basta avere più soldi e essere di più, allora gli Stati Uniti e prima la Francia avrebbero vinto il Vietnam, non parliamo dell'Afghanistan, prima i russi e dopo gli americani. Non tornano i conti, come vedete la differenza è fatta dalle persone e della qualità. Qualcuno dopo mi dice Lombroso, sappiate che nel linguaggio, nel confronto dei grandi meridionalisti è venuto fuori persino questo aspetto. Lo dico perché chi ha abitudine di documentarsi sa che non è questa la prospettiva, ma sa che anche questo tipo di discorsi sono stati fatti. Adesso in qualche battuta. Se voi mi fate questa domanda, ma insomma com'è che non ci capiamo? Perché non ci capiamo? Quantomeno io non capisco, vogliamo dire così? Ho ritrovato ancora in Tocqueville, l'antico regime della rivoluzione, la risposta la più semplice, perché dice ad un certo punto così: mentre in Inghilterra si fa funzionare le cose, nella mia Francia si discetta. E aggiunge, si preferisce scrivere libri astratti sul governo, qui ci sono miei colleghi che possono documentare, libri astratti sul governo, teorie generali, e dopo aggiunge, c'è lo stesso disprezzo dei fatti reali, la stessa fiducia nella teoria, e conclude, impressionante spettacolo, perché quello che io vedo ogni giorno è di tutto meno che delle cose. Mi ero anche segnato una bella cosa di Luigi Einaudi, perché Luigi Einaudi, che a un certo momento ha cominciato un Vidi e paradossi della giustizia tributaria, dice non ne posso più della confraternita dei dottrinari. E la confraternita dei dottrinari è fatta da quelli che invece, dice lui, di mirare alla giustizia semplice e grossa, che è la sola concretamente possibile, vogliono la giustizia perfetta, che è complicata e distrugge 10 per incassarne 1. Ci fosse stata un poco di saggezza, si sarebbe creata una corsia preferenziale per il Veneto e si sarebbe data la possibilità al Veneto di sperimentare. Una parola solo sui LEP, perché credo di essere alla fine. Ecco. Però state attenti, guardate che dei LEP parlavano ancora nel 1946, Commissione economica che ha preparato le carte per l'Assemblea Costituente. Non si parla in nessuna altra Costituzione di quel che è scritto nel 117 secondo comma, la lettera M, cioè dei livelli essenziali delle prestazioni, è soltanto una specificazione del principio di eguaglianza. Quando allora oggi si dice ma i soldi non c'entrano niente, i soldi sono quelli che sono e se non ci sono, non ci sono, perché avete avuto a disposizione 76 anni per attuare il principio di eguaglianza. 76, prendiamo almeno 1 gennaio 1948.
Non vi va bene? Quando avete fatto le regioni nel 1970 e non c'era il debito pubblico, era fisiologico. Nel 2001 allora, quando avete inserito questa disposizione prendendola dal campo della sanità. E allora non va bene niente. Allora si dice nessuno deve restare indietro. È vero o non è vero? E io chiudo allora con Altan, perché non ci resta che Altan, il quale, facendo una vignetta e riprendendo questo genere di discorsi, concludeva così: stiamo fermi, così non lasceremo indietro nessuno. Grazie. Grazie al professor Bertolissi. Vi ricordo che tra l'altro tutti gli interventi, comprese le slide del dottor Mason, si possono trovare poi sul portale autonomia.regione.veneto.it. Adesso apriamo la prima tavola rotonda con opinioni e confronto, e quindi io cedo la parola al collega Paolo Festuccia, giornalista della Stampa, per aprire questo primo momento di tavola rotonda. Buongiorno a tutti. Io sarò velocissimo perché appunto andiamo di corsa, perché la carne a cuocere è tanta e quindi è giusto iniziare presto. Però ecco, una cosa volevo dirla. Innanzitutto volevo ringraziare la Regione Veneto, perché con un certo garbo istituzionale ha organizzato un evento nel quale ci sono sensibilità, mi pare già di aver capito, e opinioni diverse sulle quali confrontarsi. E questo non era assolutamente scontato, e quindi voglio farlo. E poi la cosa importante, dico, è che in tutte le cose c'è sempre un prima e un dopo. Il prima, in questo caso, è la Carta Costituzionale a cui tutti noi ci richiamiamo, e il dopo è la legge Calderoli. Non che la Carta Costituzionale non fosse già stata cambiata, e ognuno di noi ha opinioni diverse sulle modalità con le quali è stata cambiata. Ma certamente questo tipo di legge, in questa fase storica, si può definire certamente come la legge approvata dal governo più divisiva, e su questo noi dobbiamo discutere. E per farlo, naturalmente, io chiamo qui sul palco il professor Bifulco, che è ordinario di diritto costituzionale della LUISS, il professor Giovanardi, che è ordinario di diritto tributario all'Università di Trento, e il professor Mazzarolli, che è ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Udine. Grazie per essere qui. Grazie. Allora, la prima cosa che volevo chiedere per avviare il dibattito è, diciamo, una cosa che riguarda tutti, una cosa comune, e riguarda tutti noi che stiamo qui ad ascoltare, e riguarda tutti noi che probabilmente ci ritroveremo, qualora il referendum fosse ammesso dalla Corte Costituzionale, a decidere se questa legge può funzionare per il Paese oppure non può funzionare per il Paese. E allora io volevo chiedere ad ognuno di voi di convincermi da elettore sia con un pro che con un contro. Cioè volevo capire, secondo i vostri orientamenti, secondo così i vostri studi, che cosa si può fare per convincere della positività e della negatività di questa legge un elettore che non è convinto, un elettore che deve andare a votare. Comincerei dal professor... Se mi consenti parlerei per ultimo, perché io qui sono, diciamo, il controcanto. Iniziamo allora, così col professor Mazzarolli dalla mia destra, per poi proseguire al centro, per poi arrivare al professor Bifulco. Prego, il suo microfono credo che sia lì. Ecco qui. Grazie. Grazie a lei, dottore. Io forse leggerei paradossalmente all'elettore medio italiano l'articolo 1 della legge Calderoli. Comincerei con il leggergli l'inizio della legge Calderoli, che chiedo al mio collega Giovanardi, che ce l'ha nella sua
cartella, perché con questo direi che la questione potrebbe anche chiudersi. L'articolo 1 della legge Calderoli parla di rispetto dell'unità nazionale, del fine di rimuovere le discriminazioni e le disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, del rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, del rispetto della coesione economica, sociale e territoriale, anche nel rispetto dell'insularità recentemente introdotta in Costituzione, di accelerazione delle procedure, di responsabilità, di trasparenza, di idoneità ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Cioè l'articolo 1 della legge Calderoli, contro la quale qualcuno ha chiesto di effettuare un referendum, è il sunto della ragione per la quale è stata pensata e portata avanti l'idea dell'autonomia differenziata nel principio di unità nazionale dell'articolo 5, richiamato anch'esso dalla legge. Grazie. Non parlo poco perché i tempi sono ristretti. Dammi, Ludovico, la legge. Troppo. No, mi devi dar tutto. Grazie. Allora, io parto da Ludovico Mazzarolli e mi faccio l'obiezione, perché uno potrebbe dire, ma in fondo nell'articolo 1 ci sono una serie di enunciati che sembrerebbero quasi dei proclami. E quindi le cose che io direi per convincere sono due. Primo, l'obiettivo dell'autonomia differenziata è quello di trasferire funzioni e competenze alle regioni allo scopo di rendere più efficienti i servizi che vengono resi. E tutto questo in attuazione del principio di sussidiarietà. In secondo, perché lo scopo dell'autonomia differenziata, e arrivo poi al secondo punto, anch'io molto rapido, non è quello di portare a casa gettito per il gettito, ma è quello di far meglio, di tentare di far meglio, di garantire ai cittadini servizi migliori. E tutto questo dovrebbe poi aiutare anche chi risiede in altre regioni, perché si trasferiscono delle buone prassi. Se la regione fa meglio, anche le altre possono imitarla. Allora mi si può dire, attenzione però, tutto questo potrà ampliare il divario perché ci sarà chi va sempre meglio e chi va sempre peggio, perché si dice nel dibattito mancheranno risorse. Tu hai funzioni, avrai anche risorse e quelle risorse mancheranno agli altri. Questo non è vero, perché l'articolo 8 della legge Calderoli impedisce alla regione che si differenzia e che quindi acquisisce nuove funzioni e competenze di trattenere risorse ulteriori rispetto a quelle che servono per coprire la spesa. E vi dico che da un punto di vista mio, che è il punto di vista di un autonomista convinto, questo è un po' un punto debole della legge e quindi per paradosso io direi, qual è il contro della legge? Beh, il contro della legge è che chi ha le risorse, chi ha le funzioni e quindi gli arrivano le risorse, non ha l'incentivo di far meglio, magari risparmiando, per poter poi trattenersi quelle somme che sono frutto del suo risparmio e quindi dell'aver fatto meglio dello Stato. Allora, il mio è un compito complesso perché provai a oppormi, non personalmente, ma rappresentando alcuni cittadini, ai referendum del 2017. Quindi diciamo, sono qui per portare un'altra voce. Allora, qual è l'argomento che spenderei per votare contro questa legge? Che secondo me ha molte caratteristiche positive, insomma non sono tra quelli che dice no per principio, ma c'è un punto secondo me sul quale voglio richiamare l'attenzione di tutti voi, siamo qui
nella regione che si è fatta corifeo dell'autonomia. Secondo me la polarizzazione a cui siamo arrivati tra questo no in assoluto e invece posizioni radicali sull'autonomia non solo è sbagliata, ma anche parte da una cattiva comprensione della legge costituzionale, quella 3/2001, dalla quale siamo partiti, nella quale è stato inserito il 116 terzo comma, che è diritto costituzionale e che va attuato. Su questo non c'è da discutere. Il punto è come va attuato. È chiaro che se viene estremizzato, la divisione sarà, secondo me, nei fatti. Cos'è che abbiamo dimenticato? Che quella legge che contiene il 116 terzo comma conteneva una promessa costituzionale che abbiamo dimenticato tutti. Era l'ultimo articolo della legge, è stato proprio rimosso. L'ultimo articolo di quella legge del 2001 prevedeva la trasformazione delle Camere, quindi l'abbandono del bicameralismo paritario a favore di una trasformazione della seconda Camera come Camera delle Regioni. Se noi consideriamo allora il senso generale della legge costituzionale 3/2001, cioè una trasformazione promessa e poi non attuata, tra l'altro promessa, e comunque quell'articolo 11 rimetteva, nell'attesa della revisione costituzionale del Senato, rimetteva la palla ai regolamenti di Camera e Senato, dicendo fino a quando non sarà trasformato il Senato, i regolamenti della Camera e del Senato permetteranno di formare una commissione bicamerale per le questioni regionali, che da sempre esiste, in senso integrato, con dentro le autonomie. E questa commissione avrebbe dovuto intervenire sulla legislazione, su tutte le materie di legislazione concorrente, quelle che chiede il Veneto, con poteri interdittivi nei confronti del Parlamento. Allora, di tutto questo ci siamo dimenticati, ma secondo me è questo il senso del 116 terzo comma, cioè considerare l'autonomia differenziata sì come qualcosa che va attuato, ma per me a piccole dosi, laddove ce n'è effettivamente bisogno, e comunque all'interno di un coinvolgimento generale delle regioni all'interno del Parlamento. Grazie. Permettetemi, per così dire, di semplificare un tema così alto che insomma, tra la gente non è semplice da entrarci dentro nel vivo. Allora, se noi provassimo a immaginare che questo nuovo meccanismo fosse più o meno simile, che so, alla scuola pubblica e in modo particolare alla scuola dell'obbligo, la domanda che vorrei fare a voi è questa. Di fronte a una scolaresca dove 10 studenti sono molto bravi e 5 sono meno bravi, il ruolo dell'insegnante è quello di far crescere gli altri 5 o abbandonarli alla loro strada? E comincerei sempre dalla mia destra, perché questo tema qui è un tema che riguarda e che coglie in pieno quello che è il tema dell'autonomia delle regioni, perché noi ci troviamo in un paese non a 2 velocità, ma forse a 3 velocità, perché ci sono regioni del sud che sono più virtuose di altre, ci sono regioni del sud che in realtà non crescono da anni e che vivono un progressivo spopolamento, tra le altre cose, e ci sono regioni del nord che corrono e altre che corrono meno. E quindi se noi lo analizzassimo con un'ottica, una prospettiva di questo modello, forse riusciamo anche meglio a capire e a trasferire, diciamo, alla base un tema molto molto alto. Ecco. Ma lei, dottore, parte da un esempio che è fondamentale, perché uno dei difetti della scuola, per come si sta trasformando, e non parliamo dell'università, per come viene trasformata, è proprio l'appiattimento verso il basso. Cioè tutti cercano di appiattire e di rendere uguali, ma abbassando il livello, non alzandolo. Non si premiano più quelli bravi, perché se quelli bravi hanno la stessa votazione di quelli meno bravi, i più bravi sono disincentivati. E quindi parto proprio da questo esempio, perché c'è un piccolo particolare che tutti si dimenticano parlando della legge Calderoli. Quando abbiamo cominciato ad occuparci e siamo arrivati alle intese
con il governo Gentiloni, le preintese, ci siamo arrivati avendo in mano il testo dell'articolo 116, punto. Da quel momento in poi ci sono stati chiesti, mano a mano, sempre più cose dagli altri, che dicevano: per essere d'accordo con voi, prima dovete fare questo. E la prima richiesta è stata quella di fare la legge Calderoli, che non c'era, che non è prevista dal 116, dunque si sarebbe potuto fare a meno, tanto che alle preintese ci siamo arrivati. Quindi la legge Calderoli è il sistema chiesto da chi voleva un'attuazione del 116 ed è stata ottenuta cambiandola moltissimo rispetto al primo disegno di legge per andare incontro alle esigenze dei contrari. E quindi è uno strumento che ci era stato richiesto per alzare il livello di tutti, perché la procedura fosse la stessa per tutti, senza obbligo di attuarla. Nessuno abbassa nessuno, si lascia la possibilità di alzare il livello a chi ha voglia di provarci e addirittura la legge prevede che se in 10 anni l'intesa non va bene, l'intesa viene fatta decadere dallo Stato. Non è una questione di misura di una regione verso le altre regioni, è un dialogo tra le singole regioni e lo Stato che può sempre dire di no su tutto. Grazie. Allora, l'esempio della scuola con gli scolari bravi e invece gli scolari meno capaci o che magari hanno una storia diversa dietro, che quindi meritano di essere stimolati e seguiti, è una provocazione, devo dire, dottore, molto intelligente. A me pare però che se la spostiamo dal lato dei rapporti interterritoriali, allora bisognerebbe desumerne che oggi, con un assetto centralista, perché vogliamo rimanere l'istruzione è un servizio che rende lo Stato, no? Allora, se gli scolari più brillanti per il momento sono alcune regioni e gli scolari meno brillanti per il momento sono altre regioni, allora se l'assetto è centralistico, evidentemente ci si dovrebbe attendere che quel gap diminuisca. Invece assistiamo, sempre più attoniti mi verrebbe da dire, e sempre più inquieti, a un continuo incremento del divario. Quindi l'idea che ci sia uno Stato quasi demiurgo che dall'alto gestisca i processi, peraltro complessissimi, riuscendo a equiparare le situazioni di tutti, è un'idea francamente sbagliata. Peraltro a me verrebbe da dire che il nostro assetto sia un assetto a altissimo livello di solidarietà e a scarso livello di sussidiarietà. Mi spiego, non c'è solo la perequazione esplicita, non ci sono solo i fondi perequativi. Non lo dico io, dico il documento più recente, Osservatorio dei conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano. Cosa dice? Dice che ogni anno dai nostri territori, perché siamo qui evidentemente, dalle regioni del nord, defluiscono costantemente 100 miliardi di euro e finiscono nelle regioni del Mezzogiorno, ne finiscono circa 64 miliardi. Il PNRR fa 190 miliardi in 5 anni, quindi in 3 anni con 64 miliardi fai un PNRR. Allora, la domanda è: se lo Stato è il maestro, il professore della classe, ed è il professore che dice io trasferisco in qualche modo, seppur implicitamente, 64 miliardi l'anno al Mezzogiorno e quindi cerco di far sì che gli altri crescano in modo tale che la classe si renda omogenea. Tutto questo sta riuscendo? No. La sanità funziona allo stesso modo. Faccio presente che le risorse della sanità sono le stesse, fatto salvo la ponderazione
per l'età delle persone. Le risorse dell'istruzione sono diverse o decise con criteri non uniformi tra le varie zone del paese, sono le stesse, eppure la situazione è profondamente diversa. A me pare in questo contesto che il progetto di autonomia differenziata, sono d'accordo col professor Bifulco che se ci fosse anche un Senato delle autonomie sarebbe meglio, però a me pare che il progetto dell'autonomia differenziata in questo senso sia autenticamente riformista, perché punta sul miglioramento dei servizi e anche su quella parola che ha citato più volte il professor Bertolissi, cioè parola responsabilità. Alla fine non si deve lasciare solo nessuno, però a un certo punto è anche corretto chiedere che si gestiscano in modo migliore le cose pubbliche e che quindi poi si risponda quando non si riesca a farlo. Grazie molto. Professor Bifulco. Grazie. Io tengo a premettere che sono sicuro che l'autonomia, che la Regione Veneto per il suo passato saprà gestire e al meglio l'eventuale autonomia in più che riceverà. Però la domanda, parto dall'esempio, che non era casuale, 10 e 5, quindi sono le 15 regioni a statuto ordinario. Siamo e siete sicuri che l'autonomia differenziata non renderà, diciamo, il Paese, renderà un servizio all'autonomia regionale? Siamo sicuri che invece non rafforzerà ulteriormente l'elemento statale? Perché lo dico? Esempio concreto, non lo devo spiegare a voi. Come le regioni prendono posizione di fronte allo Stato? Lo fanno prima attraverso la conferenza delle regioni e poi si vanno a confrontare nella conferenza Stato-Regioni. Se il Veneto si prenderà 23 regioni concorrenti, come si esprimerà in conferenza delle regioni? Potrà esprimere, lo so che lo sapete meglio di me, sicuramente, però la questione rimane, potrà esprimersi nei confronti di tutte le altre regioni e condizionare la posizione che poi verrà rappresentata di fronte allo Stato? Non è che stiamo andando verso quel problema che gli inglesi conoscono molto bene, in cui la Scozia, il Nord Irlanda e il Galles vanno nel Parlamento inglese e votano su questioni che riguardano tutta la nazione inglese, ma non permettono alla nazione inglese di votare e di esprimersi sulle questioni che sono state devolute a loro. L'affinità sembra molto, molto forte, insomma. Vi ringrazio. Professore, tenga il microfono perché inverto l'ordine. Le volevo chiedere, proprio perché ha fatto questo esempio, esiste a suo avviso un modello, un meccanismo che possa superare il tema dell'autonomia senza prevaricare i territori? Diciamo, esiste insomma, come forma di cambiamento dello Stato, del Paese? Ecco, c'è un'alternativa a questo progetto di legge Calderoli che a suo dire possa funzionare meglio, naturalmente? Ma partendo dall'assunto che io mi sono sempre occupato di regionalismo, di federalismo e credo molto nell'autonomia, partendo da questo assunto io credo ho sempre creduto in un'autonomia che fosse condivisa, e allora è a disposizione quell'articolo 11 della legge costituzionale che è rimasto non a caso, è rimasto non attuato, come il 116 terzo comma. Per quale motivo non è mai stato preso in considerazione, se non per un attimo, dalla Commissione Mancino, ma poi abbandonato? Per le resistenze, diciamo, burocratiche a cui faceva cenno il professor Bertolissi? Per un'incapacità del ceto politico delle regioni, forse quelle meridionali? Perché non dare attuazione a un meccanismo che permette di portare le regioni dentro la funzione legislativa, in questa maniera anche smontando tutte le contrapposizioni che poi si riversano di fronte alla Corte Costituzionale, come il caso della legge? Quindi
Secondo me il sistema è quello già previsto nella legge costituzionale 3/2011. Tra l'altro, quando c'è stato qualche mese fa, ad avvio della legislatura, questo convegno al CNEL sulle riforme, io ho provato a dirlo anche lì, ma perché ostinarsi sul premierato e non invece, che è un'incognita oggettiva, perché non metter mano appunto a una riforma di un bicameralismo che siamo gli unici al mondo, è inutile, soprattutto inutile dopo il taglio dei parlamentari. Perché non rendere il Senato un orecchio per le regioni, un punto in cui le regioni vengono ascoltate e partecipano? Aveva provato Renzi, ma mi pare che poi sia andata male, insomma. Non a caso tutto nasce, bene. e questo movimento nasce nel 2017, dopo la scottatura, la bruciatura di Renzi, no? Professor Giovanardi, torno un secondo a lei, perché lei aveva centrato un elemento importante nella sua convinzione da autonomista. Ecco, come lei dice, sostanzialmente con questa legge c'è il rischio che chi è molto bravo non migliori le proprie performance perché non ha interesse. Un buon amministratore delegato di una grande società sa che se migliora le performance poi ha dei soldi in più per investire sul insomma, in azienda, per investire in tecnologia, informazione. Ecco, cosa deve fare la regione virtuosa per non rischiare poi di disperdere il proprio patrimonio, per così dire, di capacità? No, allora, il fatto che non ci sia la possibilità di trattenere le risorse che derivano dall'efficientamento delle funzioni è un limite della legge Calderoli. D'altra parte, diciamoci la verità, senza questa norma non ci sarebbe stata nessuna possibilità di far passare questa legge, che è una legge molto importante, in primo luogo da un punto di vista culturale, perché fa cadere definitivamente, se ce ne fosse ancora bisogno, il totem dell'uniformità, e cioè l'idea che territori diversissimi possano essere governati in modo uniforme. Ecco, quindi questo è un limite, però dobbiamo guardare il profilo positivo della legge, seppur in un contesto di particolare complessità e di non compiuta realizzazione delle riforme istituzionali che ben il professor Bifulco ha detto. Se io penso, e chiudo dicendo questo, se io pensassi a qual è il miglior assetto possibile dal punto di vista finanziario, che è quello di cui mi occupo, dell'autonomia, guardate che non è questo, perché il miglior assetto possibile è quello che si fonda su spiccate forme, sul riconoscimento di spiccate forme di autonomia tributaria. Cioè, quando c'è autonomia vera si hanno anche i tributi, perché così chi governa le autonomie può chiedere i soldi ai cittadini che potranno meglio valutarlo una volta che realizza quel che promette o non realizza quel che promette di realizzare. Il problema è che nel nostro Paese concrete significative forme di autonomia tributaria non possono essere riconosciute in questo momento. Perché? Perché le condizioni della finanza pubblica sono particolarmente precarie e quel flusso unidirezionale di risorse richiede che ci siano tributi omogenei gestiti in larga parte dallo Stato. Visto che la situazione è questa, l'unico attrezzo che troviamo nella nostra cassetta per cercare di uscire da questa situazione di stallo potrà non essere il meglio, ma è quello che abbiamo, è, con tutti i limiti di anzidetti, l'autonomia differenziata che si fonda su meccanismi compartecipativi. Non il massimo, ma il meglio che abbiamo in questo momento. Restare così, per me, è pericolosissimo anche per il futuro del Paese. Grazie. Professore, i LEP di cui si parla, sappiamo insomma che c'è una commissione, entro 24 mesi dalla legge Calderoli devono essere pronti. Allora la domanda è, ma saranno veramente l'elemento, diciamo, di distinzione di questa legge che potranno fare la differenza? Sembra che ci siamo messi d'accordo, perché i LEP sono il secondo aspetto che è mutato dalle
prime forme di contatto tra il Veneto e le altre regioni e il centro. Dei LEP, prima delle preintese con il governo Gentiloni, nessuno parlava. Poi ci hanno chiesto di fare la legge ordinaria ed è stata fatta. Fatta la legge ordinaria hanno cominciato a battere dicendo prima dei LEP non si fa niente. Abbiamo fatto anche i LEP, perché non si scrive, se ne dice poco, se ne parla poco, però la commissione presieduta dal professor Cassese, di cui facciamo parte, ha messo per iscritto i LEP sulle materie. Poi ci è stato detto, no, non potete mettere per iscritto i LEP solo sulle materie che vi interessano. I LEP vanno fatti per tutte le materie e abbiamo fatto pure quello. Quindi sono tutti gradini che ci sono stati richiesti, ai quali non abbiamo mai detto di no. Con una precisazione però, i LEP sono una competenza esclusiva dello Stato. Quindi era lo Stato che dal 2000 a oggi avrebbe dovuto preoccuparsi di mettere per iscritto i LEP, cosa che noi stiamo cercando di fare in meno di 2 anni. E quindi, se anche questo rappresenta uno step necessario per arrivare all'autonomia, anche questo abbiamo fatto, con un avvertimento a tutti. Molti si stanno accorgendo che poi i LEP li dovranno rispettare tutti, non solo le regioni che chiedono l'autonomia differenziata. E questo ha messo paura anche a coloro che ci avevano chiesto di scrivere i LEP. Grazie. Grazie, io ringrazio tutti. Bisognerebbe rifarla perché è affascinante, il tema è gigantesco. Grazie comunque, grazie molto. Grazie a voi, grazie al collega Festuccia. Questa è stata la base poi per chiudere questa nostra mattinata e quindi voglio chiamare qui sul palco con noi il Presidente della Regione del Veneto, il Governatore Luca Zaia, assieme al Direttore della Verità Maurizio Belpietro. Quindi vi chiedo di accomodarvi per chiudere questa nostra mattinata e vi chiedo anche se potete rimanere un attimo in piedi per una foto. Assieme, ovviamente. Eccoci qui. Ci mettiamo più vicini. Così sembra un po' più intimo, perché prima effettivamente eravamo un po' distanti. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Io voglio partire dal 22 di ottobre del 2017, perché venendo qui mi ricordavo un appuntamento a cui partecipai pochi giorni prima di quella data, quando ci fu il referendum di Lombardia e Veneto per decidere dell'autonomia. Eravamo su un palco, non so se il governatore se lo ricorda, eravamo su un palco, c'era anche il governatore, l'allora governatore della Lombardia, Maroni, che oggi non c'è più, ma era insieme con Luca Zaia un forte sostenitore dell'autonomia. E lo voglio ricordare in questo momento perché sono passati 7 anni, siamo qui a discutere di autonomia differenziata, ma io, caro governatore, ho la sensazione che nonostante tutto quello che ci diciamo, ci siano molti passi ancora da fare e non è detto che alla fine si riesca ad arrivare alla meta. Ho la sensazione che anche, e così comincio forse a mettere un po' di pepe in questo dibattito molto interessante e anche molto alto, ma ci siano anche esponenti del centrodestra che non hanno nessuna intenzione di arrivare alla conclusione del percorso. A lei che ne sembra? Intanto grazie e chiederei anche se possiamo avere più volume nei microfoni. Grazie. Intanto grazie a tutti voi per essere qui, grazie ai moderatori, a Paolo Festuccia e a Maurizio Belpietro per
per aver accettato questo invito. Grazie anche a tutti quelli che non hanno accettato l'invito, perché noi abbiamo cercato di farlo veramente in maniera corale questa giornata. Ma sai, direttore, la verità è che solo i pessimisti non fanno fortuna. E io ho dato anche un titolo al mio libro utilizzando questa frase che dico spesso. L'autonomia, prima di tutto, prima di essere una grande riforma di natura diciamo importante dal punto di vista della logistica istituzionale, di competenze eccetera, a mio avviso è una grande riforma culturale. Quindi noi dobbiamo fare un grande investimento sulla informazione e sulla formazione dei cittadini. E questo lo si capisce ad esempio dal fatto che magari anche innocentemente a volte qualcuno dice cose che non c'entrano nulla con quello che stiamo facendo. Quindi non mi preoccupano le critiche, che siano da fuori o dall'interno della maggioranza, perché questo è un percorso che dobbiamo fare assieme. È pur vero che le critiche ti stimolano, molto spesso sono anche costruttive, lo abbiamo capito dai relatori che mi hanno preceduto, insomma si parlava prima, no, dei LEP, il fatto che comunque questa maggioranza, vorrei ricordare, ma riuscite a sistemare un po' il volume per favore? Ma c'è una sistemata, vedrete che funziona meglio. Sentite? Dicevo, basti pensare che questo governo, allora l'autonomia era lì per tutti, no? Cioè, la Costituzione è stata votata, è entrata in vigore il 1° gennaio del 48 ed è autenticamente federalista, vorremmo ricordare questo, viene scritta sostanzialmente quasi a pari passo con quella tedesca, e quindi avevamo ancora le macerie fumanti. Nel 2001 fanno questa modifica del titolo quinto, ma non è che la fanno perché sono convinti, diciamolo fino in fondo, la fanno perché stava arrivando, cresceva il consenso della Lega, perché questo è il vero tema, al nord, e quindi si è voluto dare un segnale dicendo ma Roma ce la farà lo stesso, ce la farà senza che ci sia bisogno di una rivoluzione. Ricordate tutte le provocazioni di Bossi con la secessione e nasce da lì sto discorso. Allora, io guardo un dato, direttore. Il governo Berlusconi cade il 12 novembre del 2011. Giorgia Meloni diventa Presidente del Consiglio il 22, si fanno le elezioni il 22, anzi a settembre del 2022. Ecco, in questi anni, tranne la parentesi del governo giallo-verde, chi oggi si oppone all'autonomia aveva 10 anni a disposizione per fare l'autonomia. Quindi io penso che non ci sia stata la volontà, se oggi non c'è l'autonomia o loro non sono riusciti a fare la loro autonomia, è perché non c'è stata la volontà di farlo. Questo è sicuro, mi pare evidente, se non l'hanno fatto per 10 anni dopo aver disegnato il quadro nel 2001, sono d'accordo, quel quadro venne predisposto semplicemente perché c'erano le elezioni e perché la Lega aveva, insieme col centrodestra, costruita un'ipotesi per arrivare all'autonomia. E si cercava di togliere terreno, in sostanza, alla Lega dicendo la facciamo noi l'autonomia, ma poi non è stata fatta. Però ritorno su un tema, e cioè siamo sicuri che tutto il centrodestra poi sosterrà il referendum, tanto per essere chiaro, cioè il sì a questa riforma? Perché io vedo qualche tentativo di smarcarsi e anche qualche preoccupazione, perché se andasse male il referendum magari qualcuno potrebbe dolersi. Ma allora, la risposta è sì. Siamo sicuri che comunque la compagine di governo sosterrà, se non altro per coerenza, tutto il percorso già iniziato, visto e considerato che l'autonomia differenziata è uno dei pilastri del programma di governo, assieme ad altri obiettivi che questo governo ha, tra i quali il premierato. Tanto ci fa sempre fatto questo accostamento malizioso, l'autonomia in cambio del premierato. Non è vero nulla, nel senso che noi sosterremo il premierato a prescindere dal fatto che ci fosse l'autonomia o meno. Dall'altro devo anche dire che questo percorso è un percorso che comunque noi portiamo avanti. Se si parla tanto di referendum
si parla tanto di questo 1.300.000 firme, raccolte online oltretutto ricordo che i veneti sotto la pioggia, non online, sono andati a votare per un totale di 2.328.000 persone quel 22 ottobre 2017. Allora, ben venga, il referendum è un istituto della democrazia, ci mancherebbe. Innanzitutto non esiste il referendum d'oggi, perché la Corte Costituzionale non si è ancora espressa. Se ci sarà un referendum affronteremo anche la stagione del referendum. Guarda, l'autonomia non ha mai avuto una strada in discesa. Ti ricordo solo che noi abbiamo celebrato il referendum, lo ricordo a tutti, non per gentile concessione democratica, ma perché siamo dovuti andare avanti alla Corte Costituzionale. Il governo Renzi impugnò la legge referendaria del Veneto e quella legge referendaria noi l'abbiamo difesa in Corte e la Corte, fra l'altro con due giudici che conosciamo, Cartabia e Mattarella, diede ragione al Veneto. Non paghi di questo, il governo di allora decise di vietarci l'uso della tessera elettorale, che questa è la più grande porcheria che ho visto in questo paese democratico. Vietare dei cittadini di utilizzare la propria tessera elettorale per andare a votare, per dare l'idea che era che era una gazzebata. E capisci che noi siamo abituati alla strada in salita e non ci fa paura. Visto che prima il governatore citava qualcuno che non ha voluto partecipare, ha detto grazie a voi che siete qui, ma grazie anche a quelli che non ci sono, e ho visto che ci sono state le polemiche, ma perché la sinistra, dopo aver fatto la riforma del titolo quinto, ha così paura dell'autonomia differenziata? Perché si oppone in tutti i modi? Ricordava poco fa l'intervento a gamba tesa, direi io, dell'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Ma guarda, si dice che il federalismo sia centripeto, aggreghi i paesi, e il centralismo sia centrifugo, li disgrega. E penso che questo sia il punto di partenza. Allora, noi siamo non per l'equa divisione del malessere, ma per l'equa divisione del benessere. E l'autonomia è l'unica via. Questo è un paese che comunque, se non si è ipocriti, dobbiamo confermare che da quel 1 gennaio 48 ad oggi, in questi 76 anni, la gestione di questo paese ci porta a un bilancio che è drammatico. 3 miliardi di debito pubblico, un bimbo in base a dove nasce sa che futuro avrà, ci sono cittadini che ignobilmente devono fare le valigie per curarsi fuori regione e l'adagio non può essere sempre, l'abbiamo visto con i dati della CGA, forse tu sei arrivato dopo, della CGA. Li sono letti, ce li ho qui. E i dati non possono, cioè noi non possiamo accettare l'adagio che si dica che è colpa del fatto che il Nord ha avuto di più. La verità è che noi dobbiamo uniformare i servizi da nord a sud, non accuso i miei colleghi, i miei attuali colleghi, ma è innegabile che ci sia stata una mala gestione in alcune regioni nei decenni passati, così li teniamo fuori tutti. È innegabile che quando vedi il numero del personale su 10.000 abitanti nelle regioni italiane, vedi che la regione che ha rubato di più, cioè il Veneto, è quella che ne ha di meno, allora dove sono scappati quelli della banda Bassotti con i soldi, se non hanno neanche fatto, diciamo, le assunzioni? Cioè noi abbiamo, a parità di qualche regione con gli stessi nostri abitanti, 15.000 dipendenti di meno. Fateli i conti da quelle tabelle. Allora io penso che invece dovremmo pensare che questa possa essere una no-fly zone, cioè un'area di non volo per tutti, lasciare fuori la politica e pensare che questo governo non ci ha dato solo la possibilità di ragionare di autonomia, che è già un grande lavoro, è già un grande lavoro perché comunque i cittadini, cioè, è una crescita per la comunità, ma ha dato una grande possibilità a questo Paese, l'obbligo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Allora io mi sono sentito dire per anni che non si può fare l'autonomia perché non ci sono i LEP. Quando arriva il governo e fa come Colombo con l'uovo, dice così sta in piedi l'uovo, ma costano troppo. Ma allora se sono una priorità non costano troppo, è un grande investimento. I diritti sociali e civili uguali da Canicattì a campione d'Italia. È un investimento o no? Se è un investimento tu dovresti batterti perché arrivino subito questi dati. E invece non va ancora bene. A me sembra un po' la tela di Penelope, no? L'importante è lavorare di notte per disfarla. Ecco, a proposito di questo, io ricordo, ma forse lo ricordavano prima anche i professori che ci hanno preceduto,
che nell'elaborazione di queste proposte e anche del percorso che ha portato alla legge Calderoli c'è stato un dibattito molto importante, e alla Regione Veneto, alla Regione Lombardia, alle regioni insomma che più volevano l'autonomia, si sono unite altre regioni di segno politicamente opposto, cioè l'Emilia-Romagna, anche la Toscana per un certo verso. Insomma, sembrava che le regioni più dinamiche, più desiderose di fare, di rimboccarsi le maniche e quindi di avere anche un ruolo nel quadro della Costituzione, volessero davvero arrivare alla riforma e all'autonomia differenziata. Perché hanno cambiato idea? Bella domanda, e sai già anche la risposta. Ma la verità è che forse ne approfitto, direttore, per fare un piccolissimo riassunto delle puntate precedenti. L'autonomia nasce in Veneto. Il Veneto tenta 3 volte di fare il referendum, 2 volte non passa, l'idea referendaria, passa nel 2014 con la sentenza del luglio 2015. A quel punto noi iniziamo il percorso, si inizia il percorso e si arriva pian piano all'indizione del referendum. L'indizione del referendum per il 22 ottobre 2017. Cosa accade? Accade che il governo di allora era il governo Gentiloni, Renzi nel frattempo era già caduto col suo referendum, che toglieva competenze alle regioni, vi ricordo, e il governo Gentiloni vede di malgrado questa azione referendaria, perché non si sapeva che numeri potesse produrre e cosa potesse creare in questo Paese. A un certo punto, in volata, fa capolino all'Emilia Romagna e dice: ma non serve fare il referendum, è sufficiente fare una delibera. Al punto tale che vi ricordo che l'ultima settimana prima del referendum, l'Emilia Romagna va a Palazzo Chigi a trattare e dire: visto, stiamo già trattando, questi vanno a fare il referendum. Posso capire le tattiche della politica. Il consuntivo qual è? Che delle regioni a statuto ordinario italiane, l'unica, ma anche se comunque ha detto beh, però per l'area montana lo potrei fare, non ha chiesto di aderire e di poter avviare il suo percorso, è stato l'Abruzzo. Perché la Campania lo ha chiesto nel 2019 con una delibera di giunta regionale, lo ha chiesto l'Emilia Romagna, fra l'altro anche ripetendo anche le deliberazioni in giunta regionale con tanto numero di materie, lo ha chiesto la Toscana e così lo ha chiesto la Puglia, ma ci sono dichiarazioni, c'è di tutto, cioè, la memoria digitale ci regala questo, no? Quindi non è vero, e quindi perché hanno cambiato idea? Non te lo so dire. Però io se fossi in quei governatori continuerei il percorso, perché il percorso se lo vuoi proprio, diciamo, contestare o eventualmente smontare, lo smonti dal di dentro, nei gangli, ci entri nella trattativa, così si sta da fuori e dice ah ma io non sono d'accordo. Io vorrei capire quale possa essere l'amministratore, il governatore che rinuncia a competenze che permettono di migliorare la vita dei propri cittadini. A migliorare la vita dei propri cittadini. Io faccio sempre un esempio. Noi non abbiamo la necessità di creare 20 ministeri degli interni, però intelligentemente il Ministero degli Interni, il governo, ha deciso di sperimentare, fra l'altro in una regione, di poter fare i passaporti presso gli uffici postali. Non ha creato 20 ministeri, ma ha cercato di complicare di meno la vita a quei poveri disgraziati che devono fare il rinnovo del passaporto e diventano pazzi per trovarsi un appuntamento. Se fosse una competenza che danno con l'autonomia differenziata, uno potrebbe dire ma tu rinunci perché sei contro l'autonomia differenziata? No. E se potessero darmi la deroga, le ordinanze di deroga per la protezione civile in maniera tale che se ho un terremoto o un'alluvione intervengo direttamente senza aspettare le carte da Roma, tu rinunci perché sei contro? E se ci fosse da fare una valutazione di impatto ambientale a livello regionale, tu rinunci di poterla fare in loco e chiedi ancora la valutazione di impatto ambientale a livello nazionale? Capite che questo è veramente... Allora noi chiediamo solo che si possano scrivere queste cose, poi vedremo chi rinuncia. Cerco di essere un po' malizioso a questo punto,
visto che si citava anche la Campania, ma non è che poi che il governatore della Campania è in prima linea contro l'autonomia differenziata, ma non è che poi alla fine il terrore di alcuni governatori è di non avere più la giustificazione per le cose che non funzionano nelle proprie regioni, dicendo ma è tutta colpa di Roma, del governo centrale. Non è che si toglie un alibi, ma soprattutto si impedisce di dover andare di fronte a Palazzo Chigi a fare tante manifestazioni rivendicando soldi o interventi perché tocca a te, governatore, fare le cose? Ma guarda, io penso che i miei colleghi siano autenticamente autonomisti o federalisti, tutti. Se non altro posso citarvi un esempio che è quello del Covid, dove ci siamo incontrati, facevamo call tutti i giorni, anche 2 o 3 volte al giorno, e comunque oltre ad aver dimostrato che la gestione del problema nell'ultimo miglio rende molto di più nella velocità perché diminuisci le catene decisionali rispetto magari a una gestione centrale. Ci puoi mettere anche premio Nobel della medicina a Roma, ma se nell'ultimo miglio c'è il problema di, che so, di aprire un punto tamponi o gestire, pensate, noi abbiamo messo le nostre terapie intensive nella prima fase, quando comunque c'era bisogno della terapia intensiva di intubare i pazienti, abbiamo chiuso sale operatorie, abbiamo utilizzato corridoi, cioè non è che uno da Roma riesce a gestire queste robe. Cioè devi prendere... Non è la speranza, insomma, a decidere. Sì, non è la speranza. Per fortuna, dico io, no. Ma scusate. E detto questo, penso che quasi geneticamente, insomma, sta nel DNA di un amministratore a qualsiasi livello avere la possibilità di poter decidere per il bene dei propri cittadini. Quindi io immagino che questo sia il mantra. Dopodiché ti rispondo con le parole di un grande vecchio che oggi non c'è più, che è Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano era Presidente della Repubblica quando noi iniziammo l'avventura della referendaria, proprio nell'iniziare a parlare della legge referendaria. E i tuoi colleghi andarono a intervistare, no? Andarono a intervistarlo, sperando che questo dicesse questi sono 4 pazzi, quelli del Veneto. E lui rispose in maniera lapidaria, no? Il garante della Costituzione. Cosa disse? L'autonomia, ve lo ricordate Napolitano, è una vera assunzione di responsabilità. E il vero tema sul quale si gioca tutta la partita è la responsabilità. Cioè se questa fosse un'azienda che oggi è senza controllo di gestione, con l'autonomia sarà un'azienda col controllo di gestione. Quindi qualsiasi azionista sarà in grado di capire se il suo amministratore delegato sta facendo cazzate oppure no. Perché oggi è sempre colpa di Pantalone, come si dice a Venezia, no? E invece a noi piace avere degli interlocutori certi. Quando dico noi cittadini. Prima citavi i 3.000 miliardi di debito, la situazione fuori controllo del Paese e così via. Ma secondo alcuni in realtà la responsabilità è proprio in questo decentramento. Cioè lo Stato non è più stato in grado di controllare la situazione e le regioni sono il male del Paese. Infatti è noto che Roma sia efficiente. Cioè l'efficienza dei palazzi è nota a tutti noi. Pensa che noi siamo i più veloci pagatori d'Italia come ente pubblico, superiamo anche i privati nella velocità. In quanti giorni pagate? Ma noi siamo al di sotto dei termini di legge, penso che ormai siamo una ventina di giorni o giù di lì, cioè siamo assolutamente, cioè vista fattura ormai andiamo, no? Cioè con una velocità. No, per dirti che penso che sia innegabile che l'efficienza delle amministrazioni ci sia. Io non attribuisco, spesso si dice ma questo è un paese a 2 velocità, no, è un paese veramente a 2 velocità. È un paese dove veramente ci sono le sperequazioni, dove veramente bisogna lavorare per combattere le sperequazioni, ma non sono figlie dell'autonomia, sono figlie di un centralismo mal gestito peraltro. Non è che questo problema di 3.000 miliardi di debito pubblico lo abbiano prodotto le regioni. Io vedo che mi arrabbio ogni volta perché voi giornalisti dite ma l'Italia non utilizza i fondi comunitari. Volevo ben vedere che non si arrivasse ai giornalisti, che qualche colpa ce l'hanno sempre, no? Come i politici sempre. E quindi l'Italia speriamo un po' di meno. L'Italia non utilizza i fondi comunitari. No, questo è un adagio, no? Tu lo chiedi alla signora Maria e ti dice che è vero. Ho fatto tante di quelle inchieste sui fondi comunitari dimenticati nelle casse di alcune regioni. È l'alcuna che ci preoccupa. E la Campania in particolare, mi ricordo. Per dire cosa? Per dire che ci sono amministrazioni efficienti
tipo il Veneto che va in overbooking, cioè vorrebbe utilizzare i fondi che gli altri non utilizzano, e altre amministrazioni che non li utilizzano questi fondi. Allora, questa efficienza come facciamo a verificarla e a punirla? Cioè, vi ricordo che i fondi di sviluppo e coesione, visto che il Sud dice che non ha risorse, per l'80% sono al Sud, il 40% dei 235 miliardi del PNRR sono al Sud. E poi io penso che il Sud abbia veramente una grande possibilità di riscatto con l'autonomia, perché diamo in mano, diciamo, le chiavi del motore, le diamo in mano al cittadino. Il cittadino riuscirà a controllare, ma sentite, noi siamo la regione più turistica d'Italia, facciamo 73 milioni di presenze turistiche, vale circa 18 miliardi di euro il fatturato della nostra industria turistica, la prima industria in Veneto. Ciò non toglie che uno va a guardare i dati e dice, vabbè, però onestamente il mare del Sud è strepitoso. Vai a guardare i dati, ma il Sud quanto produce fatto 100 il turismo nazionale? 18%. Io intanto non mi aspettavo questo dato, ma però dico anche che è un dato che ci fa capire che il margine di crescita che ha il meridione, ad esempio nel turismo, è eccezionale rispetto a quello del Veneto, che ormai ha 73 milioni. Noi abbiamo giornate in questa città con overbooking da 150.000 persone, diciamo, non residenti e quindi che non sono nelle nostre strutture ricettive, per dare una dimensione. Quindi non è vero che il Sud è una partita persa. Il Sud ha grandi opportunità e secondo me più margini di crescita rispetto alle nostre regioni, ma questo lo dobbiamo dire ai cittadini. Il Sud non è una partita persa, ma se la ritiene una partita persa, allora continuerai con l'assistenzialismo e che produrrà ancora più debiti e stai lì a tamponare, diciamo, i mali del territorio, ma non guardi in prospettiva. I due argomenti che fanno più presa sull'opinione pubblica quando si parla di autonomia sono la sanità e ovviamente i soldi pubblici. La sanità, il terrore, credo, dell'opinione pubblica quando si ragiona di queste cose, ed è un terrore alimentato soprattutto da chi l'autonomia non la vuole, dalle forze politiche del centro-sinistra che sperano nel referendum per ottenere un risultato contro l'attuale maggioranza, sarà difficile andare a curarsi al nord, quindi non ci saranno più gli stessi livelli di assistenza. Ed è vero che già in parte molte centinaia di migliaia di persone si trasferiscono dal sud al nord per curarsi e pensano che sarà più difficile farlo. Qual è la risposta? Ma sulla sanità potremmo aprire... Allora ti dico, noi... Grande tema però, noi no? Nessuno pensa ai beni culturali, pensano alla salute. Noi abbiamo 68 ospedali, 64.000 dipendenti, 12.000 medici, eroghiamo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno. Una sanità efficiente la si può mettere in piedi. Questa è una regione che è efficientato, ha chiuso 49 ospedali dal dopoguerra ad oggi. Ha fatto delle scelte di campo che altri non hanno fatto a costo zero. Te ne dico una per tutte, che ho voluto con forza e con non pochi problemi di natura proprio culturale tra gli operatori e anche tra i pazienti. Decidere che i cancri al seno non vadano, questa è una decisione mia del 2013, non vadano ad essere diciamo, nel percorso della chirurgia generalista, definiamola così, ma siano dedicati a delle breast unit. 150 operazioni al seno all'anno, team operatorio, e quindi un percorso nuovo, un percorso innovativo, che ci permette oggi di dire che il 98% dei cancri al seno curati in Veneto hanno un esito positivo. Costo zero, solo organizzazione. Allora, sulla sanità, io ho letto anche dei rapporti, si dice che se ci sarà l'autonomia, premesso che varrebbe la pena ricordare ai cittadini, ricordiamoglielo, che la sanità è già il 90% della regione, quindi non è che facciamo tutte queste grandi rivoluzioni. Si dice che avremo delle regioni che cresceranno ancora più velocemente in qualità di erogazione di servizi e altre che resteranno indietro. Primo tema. Noi non dobbiamo puntare all'equa divisione del malessere, come ho detto prima. Cioè tu mi stai dicendo che non devi portare ulteriore autonomia nella sanità perché altrimenti ci sarà qualcuno che verrà curato ancora meglio. Cioè lo dovremo curare ancora peggio? Prima domanda. Risposta. Seconda risposta. Io penso invece che ci siano assoluti margini di crescita per le comunità che hanno difficoltà. Ovvio che hanno fatto alcune delle scelte passate che io rispetto, ma che non sono quelle che noi condividiamo.
Noi siamo la regione che ha minor tasso di privato, per dire. Qui in Veneto, se qualcuno si ammala, abbiamo un ottimo rapporto con quell'11% di privati, sono eccezionali, bravi e fanno parte dell'offerta sanitaria veneta, ma se una persona si ammala non va in cerca di una clinica privata, va in ospedale. Quindi l'abdicare alla cura pubblica ti porta già a peggiorare il servizio che tu puoi dare. Dall'altro aspetto, sento dire che noi guadagniamo curando i cittadini che vengono da fuori. Il 47%, anzi il 57% dei nostri pazienti in mobilità sanitaria da fuori regione non sono del sud, sono del nord, per un fatto di regioni contermini e così per i nostri che vanno dalle altre parti. Dal Veneto alla Lombardia, certo, dall'Emilia alla... Voglio ricordare che quelli che vengono da sud, voi sapete che noi siamo remunerati in base a una tabella, cioè se tu fai un tunnel carpale, il DRG ti dice sono 2.000 euro, è brutto parlare di cifre, però ti dà un'idea di cosa succede. A noi non arrivano casi con appendiciti, tunnel carpali, ernie inguinali, tonsilliti, adenoidi, polipi nasali, non arrivano queste, ci arrivano tutti i casi disperati. A volte anche di seconda mano, brutto termine, ma rende l'idea. Trapianti, dove, brutto da dire, ma tecnicamente non c'è nessun guadagno, perché siccome qualcuno dice che noi guadagniamo diciamo, su questa migrazione, su questi viaggi della speranza, assolutamente no, lo facciamo volentieri, se si dovesse raddoppiare, raddoppiamo, ma non esiste che si dica che i viaggi della speranza sono un'utilità per noi da un punto di vista economico. Questo assolutamente per noi è inaccettabile. Quindi non è un investimento, lo facciamo diciamo, per etica, per morale, perché va bene così, ma che non si dica questo. Dopodiché, sai, si dice, ti faccio l'esempio dei passaporti per chiudere. Allora ne ho sentito un altro, dice sì, ma se la base del ragionamento è quella che vi sto dicendo, allora la preoccupazione è veramente importante. Se dessimo a tutti gli uffici postali la possibilità di fare i passaporti, i cittadini avrebbero il passaporto. No. L'ufficio postale di Venezia è più efficiente dell'ufficio postale di Crotone. E quindi vuol dire che i veneziani andranno prima all'estero, occuperanno le posizioni migliori, perché poi quelli di Crotone, che hanno l'ufficio postale che va peggio, sentite, guardate che la base del ragionamento oggi è anche questa, Quindi non si tratta più di dire facciamo sta corsa e abbiamo le bici al carbonio. No, è meglio restare con le vecchie biciclette e magari non facciamo neanche la corsa. No, a proposito di uffici postali e soprattutto di passaporti, una delle cose incredibili che mi è capitato di toccare con mano, l'ufficio passaporti a Milano, perché io vivo a Milano, ha di fianco l'ufficio postale. Ma la cosa incredibile è che tu puoi andare all'ufficio postale a pagare solo il bollettino. Devi prendere appuntamento per andare in questura, ma attenzione, la marca da bollo non te la vende l'ufficio postale. Devi andare a cercare un tabaccaio, che siccome sono diminuiti i tabaccai ne trovi di meno e soprattutto siccome la fornitura della marca da bollo che si stampa al momento viene erogata però dallo Stato centrale, quindi rischi di non avere la marca da bollo, di dover fare la fila per andare all'ufficio postale e poi addirittura unificare, siccome sono 3 funzioni che tutte sono in mano allo Stato, unificare la cosa sarebbe stata la cosa più sensata, ma stranamente in questo paese non si fa. Istruzione, perché l'altro argomento che viene usato è ma non è che possiamo avere l'istruzione divisa per regioni, se no anziché la storia d'Italia facciamo la storia del Veneto, la storia della Lombardia, abbiamo delle differenze di livelli di istruzione perché i migliori professori magari saranno pagati di più al nord. Cosa replica? Che sarebbe sbagliato fare 20 ministeri della pubblica istruzione, è logico. Però è altrettanto vero che poi ci sono dei margini, degli ambiti nei quali il tailor made, l'abito su misura, ci rende tutti vincenti da nord a sud. Per dire, uno degli obiettivi della pubblica amministrazione, anzi della pubblica istruzione a livello nazionale, è la lotta alla dispersione scolastica. Cioè ragazzi che non assolvono la scuola dell'obbligo, cioè se ne stanno a casa, insomma. Immagino e potete immaginare che ci sono delle regioni che hanno sta piaga. Io non capisco perché
la lotta alla dispersione scolastica debba essere spalmata in maniera uniforme da nord a sud. Qua da noi, ad esempio, vorremmo magari incentivare i ragazzi che affrontino, diciamo, con più energia gli istituti tecnici, per dire, no? O magari abbiamo il problema del tema della terza lingua, non neanche della seconda lingua. A me non sembra un'eresia questa. Dopodiché, i sindacati dicono, ma Zai ha in mente di fare anche delle robe strane con le gabbie salariali. No, io non parlo di gabbie salariali, ma vorrei dirvi che tutte le istituzioni dello Stato a Venezia hanno difficoltà con i loro lavoratori per i costi della vita. Ma immagino che accada anche a Capri, a Cortina, a Milano i professori fuggono perché non riescono a rimanerci, il costo della vita è allora, elevato. Se noi non tariamo gli stipendi al costo della vita senza gridare allo scandalo in base ai territori nazionali, è inevitabile che depaupereremo alcuni territori. E allora ancora una volta andremo verso l'equa divisione del malessere, perché questo Paese investe moltissimo sull'odio sociale e sull'equa divisione del malessere. Ma non c'è il rischio di uno spostamento di professionalità nel settore dell'istruzione dal sud al nord, dove scappano tutti perché dicono là mi pagano un po' di più? Ma no, decisamente no, perché se tutto si rapporta al costo della vita, penso che questo sia fondamentale. Guarda, direttore, noi qui a Venezia abbiamo veramente grossi problemi, ad esempio per i pubblici uffici, ma ti parlo della magistratura, dell'avvocatura dello Stato, e sono lavoratori che vorrebbero venire a lavorare, ma oggettivamente il loro stipendio vale meno qui di quello che varrebbe da qualche altra parte d'Italia. Quindi decisamente no. Dopodiché, rispetto alla scuola, c'è anche da aggiungere che autonomia scolastica c'è già, perché comunque gli uffici scolastici regionali, che non sono della regione, ma sono del Ministero, hanno un ambito nel quale possono decidere su come tarare la formazione, parte della formazione. Quindi io non ci vedo. Poi sai, noi continuiamo a ragionare in maniera analogica, ma siamo entrati definitivamente nel mondo digitale. Parliamo di intelligenza artificiale. Io penso che se ci fosse un'assemblea di ragazzi diciottenni qua che ci ascolta, dice ma questo è un altro mondo, ma non perché siamo fuori dal mondo, perché comunque vanno in tutt'altra direzione. L'autonomia ha anche questo merito di rincorrere i bisogni e rispondere alle esigenze di questi giovani, perché è inutile riempirsi la bocca di fuga dei cervelli e poi non far nulla. Governatore, però sia per la sanità, sia per l'istruzione, ma per tanto altro, le infrastrutture e così via, si torna sempre alla questione SCEI. Cioè, è vero, si dice no, ma rimane tutto uguale, ma la grande, e la propaganda ovviamente batte su questo, la grande preoccupazione è alla fine il Veneto si terrà più soldi e il Sud ne avrà di meno. In 3 parole, visto che poi siamo fuori tempo massimo, provi a convincere gli elettori. Ma guarda, i nostri imprenditori dicono che non servono i soldi, ci vogliono le idee. Questo è il punto di partenza. E sono anche convinto che questo cambiamento di approccio culturale vada nella direzione dell'efficienza. Noi abbiamo l'ambizione e la presunzione di essere più efficienti di molti uffici pubblici nazionali. E proprio per questo motivo l'abbiamo dimostrato dove abbiamo le competenze. Ricordo che l'autonomia non è a vita. Quindi non volete più soldi? No, ma questa legge non lo prevede. Questa legge prevede semplicemente competenze, 9 materie sulle quali possiamo trattare subito, altre 14 materie dove potremo trattare dopo la definizione dei LEP, dei rispettivi LEP. Ma soprattutto sul tema della riduzione delle catene decisionali, di essere molto più efficienti nei confronti del cittadino, questo crea sicuramente economia. Perché se tu distruggi l'ufficio complicazioni e affari semplici, il cittadino vive meglio. L'economia vive meglio. Noi qui abbiamo 600.000 imprese che ci chiedono non di avere finanziamenti a pioggia, ma di non avere rotture di scatole. Allora, anche qui 2 parole ma molto veloci. Perché l'autonomia differenziata non divide l'Italia ma la unisce? Ma come dicevo prima, l'autonomia è centripeta, il centralismo è centrifugo. L'autonomia in un paese, soprattutto con le caratteristiche del nostro paese, il nostro paese non è mai stato è il paese delle identità, il grande valore del nostro paese è quello, sono le identità, le peculiarità. Pensa solo che abbiamo 4.500 prodotti tipici, dà una dimensione di quanto strano sia sto paese.
non parlo di tutto il resto. E io penso che l'autonomia sia un'esaltazione di tutto quello che ancora oggi non siamo riusciti a valorizzare e sia una grande opportunità. Però guarda, alla fine io la chiuderei così. L'autonomia o la facciamo per scelta o la dovremo fare per necessità, perché andrà a finire così. Perché se non la chiami autonomia, ma la chiami progetto e riforma di efficientamento del Paese, finiamo lì alla fine, che devi dare competenze ai territori affinché sgambino e facciano veloci. Bene, grazie a tutti grazie quanti. a tutti. Grazie Governatore. Grazie. Grazie naturalmente al Presidente Luca Zaia, grazie a Maurizio Belpietro. Si chiude così questa prima giornata dell'autonomia. Vi ricordo che nel portale potete ritrovare tutto. autonomia.regione.veneto.it. Grazie a tutti e buona giornata.